sostenere la tua Ben trovati alla mirabolante rassegna stampa del fantastico venerdì 10 maggio 2019. Iniziamo come al solito con le agenzie di stampa. L'Ansa.it, il Papa che incontra la famiglia intesa la famiglia Rom di Casalbruciato. No alla violenza, resistete, resistere, 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 dice il Papa, che ha aperto poi sportelli antipedofilia in tutte le diocesi, le parrocchie, poi vedremo meglio, come a dire, siamo pieni di pedofili, la Chiesa Cattolica è uguale pedofilia, allarme pedofilia. Bergoglio ha salutato la famiglia Rom a San Giovanni in Laterano, ha espresso vicinanza e la netta condanna di ogni forma di odio. Ogni significa ogni. Qua pare che se ne condannino solo alcune di forme di odio. Comunque lo ha detto il direttore ad interim della Sala Stampa Vaticana. Dopodiché abbiamo il secondo titolo sui dazi, scattato l'aumento delle tariffe degli Stati Uniti sulle importazioni dalla Cina. Pechino minaccia contromisure. A Washington l'accordo è lontano. Poi c'è la cannabis. Roberto Colombo, portami il sigarettino che ho voglia di farmi una canna anch'io mentre leggo i titoli di oggi. Non ce n'è bisogno perché ti portano già fuori di testa di loro. Il ministro dell'Interno Salvini ha detto chiusi i primi shop di cannabis. Con gli shop calano i sequestri e i fatturati delle mafie, il che vuol dire che vendono droga questi qui allora, perché se uno va lì al posto che andare a prendere la droga in piazza vuol dire che quelli che vendono nei negozi vendono l'equivalente della droga, o no? Non si scappa logicamente parlando. Il Carroccio rilancia, cioè la Lega, per salvare le province fumando la cannabis naturalmente, perché uno per salvare le province bisogna fumare la cannabis. Poi c'è l'ok della Camera alla riduzione dei deputati e dei senatori, campa il cavallo, che tanta bella erba cresce, via libera alla proposta di legge costituzionale che taglierebberà il numero dei senatori e dei deputati. È la prima delle due letture conformi previste dalla Costituzione per le modifiche della Carta, intesa come costituzionale ovviamente la Carta. La seconda può solo approvare o bocciare il testo senza possibilità di modifiche, la seconda lettura. Dopodiché abbiamo lo sblocca cantieri, telecamere in tutte le scuole e nelle case di cura. Un emendamento bipartisan prevede lo stanziamento di fondi ad hoc a disposizione dei comuni pari a 10 milioni nel 2019 e 30 negli anni successivi all'interno dello sblocca cantieri cosiddetto.
TAV tra le opere prioritarie, con commissario straordinario ad hoc, più soldi, personale assunto nelle famose province, fumando cannabis, da rivitalizzare le province anziché da sopprimere, affidamento diretto degli appalti fino a 150.000 euro per evitare procedure di gara ma anche la semplice negoziazione. Parte da qui la sfida della Lega sul decreto sblocca cantieri, che trova dentro anche altra roba, evidentemente tipo le province. Il decreto sblocca cantieri si annuncia come nuovo terreno di scontro con gli alleati del Movimento 5 Stelle, propensi ad andare in direzione opposta sul subappalto, l'altro punto qualificante del decreto sblocca cantieri. I 5 Stelle in questo caso puntano ad abbassare al 40% la soglia appena incrementata al 50% per i subappalti. Su altri temi dunque la maggioranza invece sembra compatta. È il caso della proposta per installare nelle aule delle scuole dell'infanzia e nelle case di cura e assistenza sistemi di videosorveglianza, le telecamere in sostanza. E sempre rimanendo alla prima pagina dell'agenzia ANSA, alta forte fuori dal Salone del Libro accusa è un attacco a Salvini e Berlusconi torna in TV. Forza Italia, dice Berlusconi, può arrivare al 250%, no scusate, al 25%, dice Berlusconi, si limita. Credevo di essere arrivato all'ultimo momento della mia avventura umana, ha ammesso peraltro Berlusconi, insomma me la sono vista brutta, ha detto Silvio Berlusconi. Poi c'è la madre di Regeni che attacca molto duramente Roberto Vecchioni. Non ci servono canzoni e falsi scoop, lo vedremo dopo, peraltro dal Corriere della Sera in prima pagina. La famiglia al Salone del Libro. Non abbiamo bisogno di canzoni su Giulio come quella scritta da un noto cantautore settantenne che può anche andare in pensione, Roberto Vecchioni, ha detto la mamma di Regeni, o di scoop giornalistici come quello recente fatto da una giornalista che, rendendo noto un nome, ci ha creato un grave danno. Abbiamo bisogno invece di condivisione, collaborazione. Chi sa, chi vuol dire qualcosa sulla morte di nostro figlio, prima parli con la famiglia, con l'avvocato nostro, così ci potete aiutare. In caso contrario, meglio il nulla, grazie, ci siamo già noi, ha detto Paola Regeni, madre del ricercatore ucciso in Egitto. Non servono articoli di stampa mordi e fuggi, taglia e incolla, spettacoli o canzoni, ma azioni e gesti che aiutino davvero la verità, dice la mamma di Regeni al Salone del Libro di Torino. Poi c'è un'altra questione: migranti soccorsi dalla Marina al largo della Libia ed è scontro. Non do i porti, dice Matteo Salvini, il ministro dell'Interno. Una trentina di migranti soccorsi al largo della Libia da nave della Marina Militare italiana. L'operazione ha scatenato l'ira di Salvini, che ha ribadito porti chiusi, c'è una nave della Marina Militare che in acque libiche raccoglie 40 immigrati, io porti non ne do. Perché in acque libiche, peraltro pattugliate dalla Guardia Costiera libica, che ieri, in pieno Ramadan, ha salvato 200 immigrati e li ha portati indietro. O si lavora tutti nella stessa direzione, o non può esserci un ministro dell'Interno che chiude i porti e qualcun altro che raccoglie i migranti. È vero che bisogna chiarire anche alcune vicende all'interno del governo, ha detto Salvini. Replica il Ministero della Difesa, che si schiera con la Marina Militare, massima fiducia nel suo operato. Il Premier Conte ottiene la disponibilità di alcuni partner europei per l'accoglienza, scrive l'agenzia ANSA. Poi la questione delle tangenti, spunta il caso di Lara Comi, indagini anche su una consulenza, spunta il caso dei contratti di consulenza sospetti per 38.000 euro ottenuti attraverso l'influente esponente di Forza Italia Caianiello da una società riconducibile a Lara Comi, europarlamentare, coordinatrice di Forza Italia Varese. Tutto ciò nell'inchiesta dell'antimafia di Milano su corruzione, appalti pilotati, finanziamenti illeciti in Lombardia. L'inchiesta ha visto un primo imprenditore collaborare con gli inquirenti, che hanno sentito come testimone Giulia Martinelli, ex compagna di Matteo Salvini, capo della segreteria politica del governatore Fontana, indagato per abuso d'ufficio per un incarico in regione a Luca Marsico, suo ex socio di studio, in un filone di indagine che nulla ha a che vedere con mazzette e accordi di spartizione. Il caso Comi è venuto a galla nella richiesta di misura cautelare avanzata dai pubblici ministeri a proposito del ruolo di Caianiello. Sarebbe stato lui il coordinatore varesino di Forza Italia, quello vero, in costante contatto con gli esponenti verticali del partito, cioè Gelmini e anche il presidente Fontana, non del partito ma comunque a livello regionale. Inoltre sarebbe stato così abile Caianiello da riuscire, tramite la collaborazione di suoi uomini, ad estendere la sua influenza politica e quella criminale ben oltre i confini di Varese.
Annotano i PM che Caianiello avrebbe fatto ottenere a una società di Saronno riconducibile all'Ara Comi contratti di consulenza da parte della partecipata AFOL Città Metropolitana, di cui Giuseppe Zingale era direttore generale, contratti per 38.000 euro. L'Ara Comi ha detto di avere un'unica società, la Premium Consulting, regolarmente denunciata all'interno della dichiarazione di interessi finanziari dei deputati. Nulla a che vedere con le consulenze sotto inchiesta. Così. Per quanto riguarda la storia delle tangenti in Lombardia e compagnia, altri 2 mesi invece per la riapertura della metropolitana di Repubblica, l'ira di Raggi a Roma e poi l'Istat e Banca Italia che dicono che la ricchezza delle famiglie italiane è 8 volte il reddito, indice tra i più alti tra i paesi più sviluppati. A fine 2017 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 8,4 volte il reddito disponibile al lordo degli ammortamenti, dice un'indagine Istat Banca Italia. È il rapporto più alto di quello relativo alle famiglie francesi, inglesi e canadesi, anche se nel periodo si è notevolmente ridotto. A fine 2017 il valore della ricchezza pro capite delle famiglie italiane era leggermente sopra a quello delle famiglie tedesche. A fine 2017 le abitazioni costituivano la metà della ricchezza lorda delle famiglie, la principale forma di investimento, con 5.246 miliardi di euro, la metà della ricchezza lorda italiana. Se vuoi laurearti nuda sotto la toga, indagato un professore in pensione a Taranto, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio e poi nuova operazione contro i Casamonica a Roma, 22 arresti, così l'agenzia ANSA. dnkronos.com, dove ci porta in apertura nel Mar Ionio, la Mare Ionio che chiede il porto sicuro, la nave Mar Ionio, non nel Mar Ionio. La nave Mar Ionio, quella del Casarini e compagnia bella, la nave è stata raggiunta poco fa da 2 imbarcazioni della Guardia di Finanza per controlli di polizia. Chiediamo ingresso in porto sicuro dove sbarcare uomini, donne incinte, bambine a bordo. Così Mare Ionio scrive su Twitter, la ONG Mediterranea anzi scrive su Twitter a proposito della sua nave, la Mare Ionio, quella del Casarini, che si trova a 12 miglia da Lampedusa, con a bordo persone soccorse ieri in mare. È stata raggiunta poco fa, è di stamani di poco fa la notizia, da 2 imbarcazioni delle Fiamme Gialle per controlli di polizia. Ricomincia la solfa. Guerra alla cannabis, mentre Corte dei Conti indaga sul compenso di Fazio. Chissà cosa c'è da indagare. La Corte dei Conti indaga sul compenso di Fabio Fazio per la trasmissione Che tempo che fa. Sull'esposto fatto dall'esponente del PD Michele Anzaldi per possibile danno erariale dovuto al compenso c'è un'istruttoria in corso, dice la Corte dei Conti. Anzi, fa sapere la Corte dei Conti, risponde alle domande la Corte dei Conti, per essere precisi. E sempre dalla DN Kronos, in primo piano, gli Emirati Arabi concedono la grazia a Massimo Sacco, un cittadino italiano. Massimo Sacco, imprenditore, arrestato lo scorso anno per detenzione e traffico di droga, è stato graziato negli Emirati Arabi Uniti. Lo confermano fonti della Farnesina grazie all'impegno dell'ambasciata italiana ad Abu Dhabi. E il Papa riceve la famiglia Rom e arrivano i dazi, poi la signorina Francesca, moneta milanese che emoziona la Camera, questa la vedremo a parte, mentre ha ricevuto gli applausi di Mattarella e di Di Maio, la signorina che ha fatto il discorsetto contro Salvini. Mentre come arrivano i partiti alle europee gli ultimi sondaggi sono l'argomento di apertura dell'agenzia Agi.it. Ultimo appuntamento con Supermedia, i sondaggi prima delle elezioni europee. Da questa domenica il divieto di diffondere sondaggi nelle ultime 2 settimane precedenti il voto. Una norma presente quasi solo in Italia, si voterà quasi contemporaneamente in tutti e 28 gli stati dell'Unione Europea, incluso il Regno Unito, ma nelle 2 settimane di blackout sarà impossibile conoscere gli orientamenti degli elettori italiani, a differenza di quelli di francesi, tedeschi, britannici e della quasi totalità degli altri stati europei, che i sondaggi li fanno comunque. Il risultato delle europee del PD 2014 era il famoso 40%. Gli ultimi sondaggi che cosa ci dicono? I sondaggi avevano previsto all'epoca l'ordine d'arrivo dei primi 4 partiti, ma erano incapaci di prevedere lo spostamento di voti degli ultimi giorni. Sarà così anche stavolta? Cosa dicono i sondaggi del 9 di maggio? Lega 31,6, la Supermedia fa Agi, cioè prende diversi istituti sondaggistici, Demopolis, MG, Euromedia, Noto, Piepoli, Quorum, SVG, Tecne.
Ne viene fuori Lega al 31,6, 5 Stelle al 22,3, Partito Democratico 21,4, Forza Italia 9,6, Fratelli d'Italia 5,2, dopodiché la Bonino non supera il 4, 3,1 e via dicendo, a sinistra 2,7. Così l'Agi facendo la media dei sondaggi. La Lega potrebbe presentarsi da sola alle elezioni, nel partito si agita lo spettro della Lombardia dove il Carroccio non è forte come dovrebbe, e poi sempre per tema di politica la sfida tra 5 Stelle e PD ora è su chi ha la proposta migliore per il salario minimo. E lasciamo anche l'agenzia agi.it per andare a dare un'occhiata alla pagina Facebook di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio. A Roma venditore abusivo, si permette pure di minacciare i vigili urbani, ci sono salotti TV editoriali di analisti e poi c'è la vita reale, scrive ancora Salvini. Buona giornata amici, io non mollo. Marionio salva 29 migranti, in mattinata altri 36 soccorsi della Marina italiana, per la nave dei centri sociali i porti rimangono chiusi, scrive Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. Domani Matteo Salvini a Milano alle 11:30 e poi alla Dunata degli Alpini alle 15 e a Tortona Alessandria domenica. Per la nave dei centri sociali i porti rimangono chiusi, ribadisce Salvini. Poi a Osimo nelle Marche, anche qui soffia il vento del buonsenso, 5.000 persone in piazza a Pavia, la diretta su Rete 4 con Paolo Del Debbio in collegamento da Montesilvano. E poi avete segnato sul calendario sabato 18 maggio alle 15 Piazza Duomo a Milano, la Lega dovrà stupire il mondo, Stupor Mundi. Chi era colui che fu definito Stupor Mundi? Andate a googlarlo su Google e troverete la definizione a chi era stata affibbiata. Siamo in 10.000, Stupor Mundi, bella definizione. Ci criticano, saranno gli stessi che vorrebbero imbavagliare la rete. Iscriviti subito anche tu, fai i punti mettendo velocemente mi piace ai post del capitano e vinci un incontro con lui. Vai subito su vincisalvini.it, Vinci Salvini, iscriviti subito anche tu, fai punti mettendo velocemente mi piace ai post del capitano. Giulianova 9 minuti, splendida terra d'Abruzzo che tante soddisfazioni sta dando alla Lega. E poi Bari Triggiano, roba da matti, ma l'avete visto in qualche telegiornale? Senza biglietto ma con cappellino prende a pugni il capotreno, poi un poliziotto e scappa. A pagarci la pensione. Solidarietà a chi ogni giorno sui mezzi pubblici rischia l'incolumità per fare il proprio lavoro. In Italia serve rispetto, dice Matteo Salvini. Andiamo da Luigi Di Maio. Buongiorno, voglio ringraziare Castelvetrano, ieri sera è stato bellissimo, il tour continua, ci vediamo stasera a Caltanissetta alle 19:30, il giro elettorale di Di Maio. Dopodiché, che cosa ci scrive ancora il buon Di Maio? La Camera ha appena approvato la nostra proposta di legge per il taglio del numero dei parlamentari da 945 a 600. Ben 345 poltrone in meno. Indovinate chi ha votato contro? Il Partito Democratico. Il taglio dei parlamentari in primissimo piano, poi ancora Castelvetrano, la diretta dalla Sicilia e la nuova legge vergogna. Il PD vuole i vostri soldi per pagarsi alberghi, ristoranti e propaganda elettorale. Di che si tratta? La nuova legge vergogna che stigmatizza Di Maio. Zingaretti si è arreso e ha fatto ritirare la legge che intendeva aumentare gli stipendi dei parlamentari e reintrodurre i vitalizi. Ma c'è un'altra legge scandalosa del PD che devi far ritirare, caro Zanda. Hai presentato una proposta che intende reintrodurre il finanziamento pubblico ai partiti che i cittadini hanno già bocciato col referendum del 93. Il PD vorrebbe prelevare dalle tasche dei contribuenti 90 milioni e metterli nelle casse dei partiti. Il Movimento 5 Stelle ha ridato agli italiani 100 milioni, il PD li rivuole indietro, scrive il Movimento 5 Stelle sul suo blog e riprende Di Maio. Seguitemi stasera alle 21:30 su Rete 4, cioè ieri sera. E adesso noi andiamo invece ai quotidiani di oggi, partendo come al solito dal Corriere della Sera. Migranti e cannabis, le nuove liti. Sondaggio: in un mese la Lega perde il 6%, il Movimento 5 Stelle cresce del 2,6, più 1,8 per il PD. Appena tamponata la questione Siri con il licenziamento del sottosegretario leghista, 2 nuovi fronti si aprono: migranti e cannabis.
o migranti che spacciano cannabis, migranti che spacciano droga, droga che spaccia migranti e migranti che spacciano droga. Sui migranti la Marina Militare ieri ha salvato 36 persone che stavano per affogare al largo delle coste libiche. Salvini commenta: se io chiudo i porti un altro ministro non li può riaprire, con riferimento alla ministra della difesa 30. Altro scontro, la cannabis. Salvini vuole una stretta sui negozi che vendono prodotti a base di marijuana e ieri ha firmato una direttiva con più controlli. Il presidente Conte dice l'argomento non è in agenda. Le tensioni sembrano influire anche sul voto. Secondo un sondaggio Ipsos, la Lega perde il 6% e il movimento cresce del 2,6%, quasi 2 punti in più anche per il PD. La ministra della Difesa Elisabetta Trenta fa sapere tramite Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera a Salvini: non pensi Salvini di poter attaccare i militari, in questo caso la Marina. Si tratta di servitori dello Stato che fanno ogni giorno il proprio dovere. Non consentirò a nessuno di offendere il loro lavoro. Non consentirò ad alcuno, si dice. Comunque, il veleno delle periferie invece è l'oggetto del Casalbruciato, i Rom e la simpatia che essi generano nei cittadini romani è l'oggetto della riflessione di Goffredo Buccini. Non nasce dal nulla la rivolta di Casalbruciato, l'ennesima contro i Rom. C'è un micidiale cocktail di insipienza amministrativa e ipocrisia politica nel veleno di questa nuova guerriglia di poveri contro poveri. Affari loro, i poveri puzzano e fanno schifo. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, le 131 telefonate del manovratore Caianiello in Lombardia alla Racomi e ai deputati. Se ne occupa il cronista giudiziario Luigi Ferrarella. Ha fatto 131 telefonate. Personalmente se ne fanno anche di più. Quante ne fate voi al giorno? In 10 giorni quante ne fate? 131 più o meno. Mettiamo 2 settimane, ma il RAS varesino di Forza, in quanti giorni le ha fatte? In quanti minuti ha fatto 131 telefonate? In quanti anni? Ha fatto 131 telefonate. Ciumbia, il RAS varesino di Forza Italia, Caianiello, evoca anche consulenze, cognome tipicamente varesino, evoca anche consulenze da razzista, consulenze da 38.000 euro all'eurodeputata Lara Comi, che smentisce, e i PM per registrare le pressioni urbanistiche di Caianiello per un ipermercato ingaggiano un dirigente comunale come agente attrezzato sonoro, cioè gli piazzano addosso un registratore. Agente attrezzato sonoro. Becchiamoci pure quello. Poi uno dice: ma c'è bisogno della droga per andare fuori di testa? Assolutamente no. La mamma di Regeni che dice no alla canzone su Giulio. Questo è un fatto abbastanza interessante perché ci è rimasto un po' male l'ottimo e integerrimo e politicamente corretto Vecchioni. Ha detto la mamma di Giulio Regeni, Paola: non rispetta i nostri sentimenti. Questo cantautore ha 70 anni e potrebbe andare in pensione. A Paola Regeni, scrive il Corriere, non piace la canzone che Roberto Vecchioni ha dedicato a Giulio, ucciso in Egitto nel 2016, e non lo manda a dire. La sala del Bookstocks Village di Torino, Fiera del Libro, è gremita, c'è gente in coda, molte scolaresche, ci sono la mamma e il papà di Giulio alla giornata inaugurale del Salone del Libro per tener viva una denuncia. Non abbiamo bisogno di canzoni su Giulio, ha detto la mamma, come quella scritta da un noto cantautore settantenne o di scoop giornalistici. Se qualcuno ha qualche informazione utile o qualche scoperta che noi non abbiamo, venga da noi a raccontarla e poi scrive libri. Chi ha fatto libri su Giulio è gente che ha tempo da perdere, copia e incolla. A noi i libri, copia e incolla, non servono. Ci sono rimasto male, ha detto Vecchioni. Le ho detto che questa è una canzone simbolo in cui la madre protagonista è in realtà una madre universale, come Andromaca, la mamma di Cecilia nei Promessi Sposi, Ida per l'Amorante o la madre coraggio di Brecht. Al centro del pezzo le mamme del mondo, i loro figli meravigliosi, dice Vecchioni. Si fa accenno alla vicenda di Giulio, bla 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 bla. Torniamo invece alla prima pagina del Corriere della Sera. La ricercatrice con 5 figli che dice che il lavoro è il suo relax viene sparata in prima pagina. È importante, fa tutto col sorriso, mamma di 5 figli, ricercatrice Carlotta Giorgi, 41 anni, scienziata dell'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro, studia il meccanismo che provoca la crescita dei tumori. Ho un team di tutte donne, abbiamo una marcia in più. Questo è il primo piano del Corriere della Sera. Dopodiché abbiamo i duelli nel governo, inizia l'atto numero 2, i programmi contro degli alleati. Di Maio punta agli imprenditori del nord e Salvini prepara un campo minato su autonomia
e grandi opere. Il pezzo è di Emanuele Buzzi e Marco Cremonesi. Il conflitto è destinato ad aumentare a partire dalla discussione sullo sblocca cantieri. Il lavoro è un'emergenza nazionale, dice Matteo Salvini dalle Marche. Il ministro del lavoro è Luigi Di Maio. I canapa shop, chiuderli vorrebbe Salvini e Di Maio. Lo pregherei di chiudere anche le piazze di spaccio di camorra e mafia. Quando ci sono queste piazze ci vanno di mezzo bambine di 3 anni. Insomma, reciproche accuse di inettitudine si scambiano i due Dioscuri, Salvini e Di Maio. Non sembra che siano solo gli strascichi della vicenda Siri, perché il futuro prossimo si annuncia di conflitto. La settimana prossima lo sblocca cantieri al Senato. La Lega lo ha emendato con il rifinanziamento delle province e TAV, a cui i 5 Stelle sono ostili. Questi ultimi hanno messo il carico sul Salva Roma, ampiamente stralciato dal Consiglio dei Ministri. Salvini intende ripartire poi con la flat tax. Vedremo se vogliono davvero abbassare le tasse come raccontano i 5 Stelle oppure se siamo qui a prenderci in giro. Insomma, c'è un cronoprogramma minimo, una serie di cose da fare subito. Ci sono le autonomie regionali sulle quali Salvini non ha pazienza, poi il programma delle opere pubbliche, la Gronda di Genova e la flat tax, ma in cantiere c'è anche il provvedimento antimafia ribattezzato Spazzaclan e un altro sulla sicurezza urbana. Per il leader leghista l'aspetto più affliggente di questa fase preelettorale è il rischio di non trasmettere il senso di quello che stiamo facendo. Nella Lega sono sempre più numerosi gli esponenti convinti che il governo debba cadere, scrive il Corriere della Sera. A proposito di governo, la Lega perde 6 punti, secondo Nando Pagnoncelli, adesso è al 30%, i 5 Stelle in recupero, guadagna anche Fratelli d'Italia. Ma per quanto riguarda invece la vicenda giudiziaria, della quale parleremo tra poco, c'è un commento di Giuliano Ferrara da segnalare sul Foglio di oggi. Salvini è nel mirino, ma dare ai pubblici ministeri lo scopo di bonificare la politica è una truceria non meno pericolosa delle gesta del truce, con la T maiuscola, come il Foglio ha ribattezzato Salvini, non il duce ma il truce. Gira la voce che il truce, Salvini, sia nel mirino della magistratura, più di quel che si vede. Non solo quel tal Siri o quel Arata oppure il Fontana. Il brusio dei nomi dice Varese, Giorgetti, Vatte la Pesca. La Lega è pur sempre oggi il più vecchio partito italiano. Ha rateizzato il debituccio dei 49 milioni, d'accordo, ma non ha una lira e dispone di una classe dirigente politica e amministrativa di governo, nominati e consulenti, che dappertutto ha le mani in pasta, qualunque cosa questa espressione significhi. Intorno ai leghisti domina la confusione morale, un intreccio di giustizia buona e cattiva e di politica buona e cattiva. Fatto sta, scrive Ferrara, che un truce apparentemente invulnerabile, omaggiato e sondaggiato, è vulnerabile e i salotti propalatori lo danno per uno in bilico, che rischia grosso, cioè nei salotti si comincia a dire Salvini è in pericolo. Con Craxi in senso assoluto, con Berlusconi in senso relativo, con Renzi e famiglia in altre forme ancora. Fatto sta che da 30 anni circa il tamburo della politica italiana lo batte la mano di un magistrato o di un pool, di un'orchestra di detective e magistrati dell'accusa penale. È un ritmo che non ha previsto pause. I magistrati soli al comando contro politici soli al comando. Nonostante ogni compromesso, scrive Giuliano Ferrara, e malgrado il fatto che nessuno abbia neanche minacciato di riformare la giustizia, rimettendo in vigore la divisione dei poteri, ecco che a ogni svolta, appena in una direzione o nell'altra qualcuno tira fuori il capo e intraprende l'avventura del comando politico, un altro comando si fa vivo di contrappasso. Preme, condiziona, occupa lo spazio del consenso, costruisce la pietra di inciampo, che sia la mafia o la corruzione, che sia l'abuso o il traffico di influenza. C'è luogo alle interpretazioni, ai distinguo, varianti per tutto quel che volete, ma la sostanza è che indagini, processi, avvicinamenti a cerchi magici la fanno da padrone. Le attività delittuose certo pullulano, ma vistosa è la tendenza a farne lo strumento di repulisti politici. Dopo 30 anni, scrive Giuliano Ferrara, il paese non è bonificato. La magistratura ha fallito il suo scopo istituzionale. Ma è quello il suo scopo? La bonifica? Se sia vero che un cappio sul nuovo padroncino Salvini si vada stringendo e che un graduale ridimensionamento o una brusca caduta siano alle viste, se questo è vero, c'è un problema.
Il truce è stato abbastanza votato un anno fa, forse sarà molto votato fra qualche settimana. Tuttavia, nessun voto può legittimare comizi dal balcone, divise abusive, sequestri di striscioni e telefonini, rampogne su carta intestata, blitz demagogici, un linguaggio da trivio. Il cumulo della funzione di capo partito e di ministro dell'interno si è rivelato un'arma formidabile, una tribuna decisionista che incanta i gonzi a palate e un inceppo nel funzionamento della democrazia. Il truce ha assunto proditoriamente il volto dello Stato, comiziando dal Viminale invece di governare con le cautele della carica, e così lo Stato ha assunto un volto truce. Allora uno dovrebbe dire: benedetto chi viene nel nome del Signore costituzionale, cioè viva i magistrati che stringono la corda al collo di Salvini. Ma 30 anni sono tanti, sono un'epoca intera, 10 più del fascismo, 20 più del nazismo. È accettabile, se la prognosi infausta per il nuovo potere al comando sia giusta, che per un periodo così lungo, scavando nel profondo, sconvolgendo forme e sostanze di una democrazia repubblicana, il potere o l'ordine giudiziario sforzi un paese intero a saltare da una forma repubblicana all'altra, da un regime all'altro, con le intercettazioni, pedinamenti, conferenze stampa, informazioni di garanzia? Il filtro parlamentare dell'articolo 68 non c'è più, l'amnistia non c'è più, resiste solo il potere dell'accusa, salvo che nel noto caso del Tribunale dei Ministri. Va bene, conclude Ferrara, che certi trucismi hanno il contrappasso che si meritano. Va bene che una parte degli italiani sventolerebbe le bandierine di gusto per la caduta del Salvini demagogo, minaccioso, tracotante. Ma quella garrota che colpisce ovunque, comunque, sempre, sistematicamente, non è una truceria alla stessa stregua delle gesta del truce? Così Giuliano Ferrara. Si vocifera nei salotti che gli arriva la mazzata al Salvini. Mentre, voltando pagina sul Corriere della Sera, questione dei migranti l'abbiamo già vista, cannabis pure in estrema sostanza, e poi c'è l'inchiesta con il caso di Lara Comi, le telefonate con i parlamentari, il caso Caianiello, bla 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 bla, il Papa che riceve i Rom a Casal Bruciato, quel che è successo non è civiltà. Li riceve, ma, scrive Filippo Facci sul Libero, non li porta a casa sua, mentre il Salone di Torino parte senza altaforte e Salvini accusa siamo alla censura. Il ministro Bonisoli appoggia però l'esclusione dell'editore e Mattarella ricorda Primo Levi. Intervista di Chiamparino, lasciamo perdere, scusate, ho delle idiosincrasie. Intervista a Zingaretti, andremo oltre il 20%, per noi chi vota il Movimento 5 Stelle dà forza alla Lega, dice il segretario del PD. Una cosa interessante su Torino e il Salone del Libro la scrive Luca Rocca su Il Tempo di Roma, pagina 3. No al fascismo, ma all''ndrangheta cosa diciamo? Sì? Nella kermesse torinese, che ha escluso i libri di Altaforte, trova spazio una scrittrice che esaltava l'organizzazione criminale dell''ndrangheta e attaccava l'arma dei carabinieri. Scrisse sui social. Maria Lombardo è l'autrice del saggio Sotto il segno dei Borbone, che scrive nel suo libro: l''ndrangheta ha leggi diverse dalle altre organizzazioni. 1. Non attaccano donne e bambine. 2. Nascono rurali ma si sono evoluti, ma i principi di base restano quelli: rispetto delle donne e dei bambini. Per capire? Scrisse così anche sui social: l''ndrangheta conserva i valori e non tocca donne e bambini. Negli stand del Salone del Libro c'è questo bellissimo libro, Sotto il segno dei Borbone, edito da Bonfirraro e scritto da Maria Lombardo, scrittrice calabrese di Nicotera, Vibo Valentia, patria della famiglia 'ndranghetista dei Mancuso. Che facciamo di questa qui? Scrive giustamente Il Tempo di Roma. Mentre Franco Becchisi, il direttore, si occupa della dittatura del pensiero unico, della Casa Altaforte, che si è scoperto che esiste soltanto da quando ha pubblicato il libro di Salvini, su Salvini, la chiacchierata di Chiara Giannini, insomma l'intervista con Salvini. L'editore è un militante convinto di Casa Pound, ammiratore di Mussolini. Da anni libri molto più nostalgici campeggiavano alla stessa Fiera del Libro di Torino e nessun presidente dell'ANPI se n'era lamentato, rifiutando di andare in visita al Salone del Libro. È evidente, scrive Bechis, che il dagli all'editore fascista è stato strumentale. Alla fine si rivelerà una grande operazione di marketing del signor Francesco Polacchi, l'uomo che ha pubblicato l'intervista a Salvini e che scalerà le classifiche di vendita dei libri. Operazione di marketing di cui i principali promoter sono stati proprio quelli che minacciavano defezioni, gridavano allo scandalo, si stracciavano le vesti.
sono gli utili idioti del lancio del libro di Salvini e probabilmente di altre opere del catalogo Altaforte. Alla fine dovremmo prenderla tutti sul ridere. Un gran furbone questo Polacchi che ha messo tutti nel sacco. Ma la sostanza di quel che è accaduto non fa così ridere, è molto seria, fa parte della storia negata di un paese che dal 1948 si è vestito di democrazia, trovando però una nuova dittatura, la dittatura del pensiero unico, che per lunghi decenni è stato il solo ad avere diritto di esistere a scuola, nelle università, nella cultura. Il solo pensiero è stato quello marxista e di sinistra, scrive Franco Bechis. Ieri mattina ero a Omnibus, la 7, ho sentito un magistrato di cultura libera, Carlo Nordio, su questa sceneggiata del Salone del Libro. Nelle democrazie liberali, ha detto Nordio, le idee si combattono con le idee, non con l'estromissione o l'indice dei libri da bruciare. Si comincia a bruciare i libri, si finisce col bruciare le persone, anche se questi libri esprimono ideologie stupide o odiose. Nordio ha citato un esempio grottesco sulle contraddizioni dei nuovi ayatollah dell'antifascismo. Se noi chiudessimo le librerie dove campeggiano libri fascisti, dovremmo chiudere tutte le librerie giuridiche, perché il nostro codice penale, ancora in vigore, è firmato da Benito Mussolini e la sua relazione di accompagnamento a ogni piè spinto cita questo codice come massima espressione dell'ideologia fascista. Questo codice del 1930 è quello attuale e noi oggi condanniamo persone in base a un codice che porta la firma di Benito Mussolini. Quando andavo alle scuole dell'obbligo, scrive Franco Bechis dopo aver citato Carlo Nordio, ti insegnavano soltanto la resistenza, come il solo fatto esistente nella storia. Ci hanno frullato la testa col 25 aprile, come oggi vedi fare nelle scuole della Corea del Nord, o ti immaginavi per i ragazzini della Cina maoista. Anche per quello provo repulsione istintiva alla retorica ogni anno intorno a quella data del 25 aprile, tanto più che quella data è assai limitativa, buona semmai per una festa nel nord del paese, perché la resistenza fuori dal nord Italia non è esistita. L'Italia fu liberata integralmente dagli eserciti alleati più che dai partigiani e se mai è potuta rinascere fu grazie agli americani. Avrebbe più senso che la festa della liberazione sia celebrata il 4 luglio per unirsi a loro. Ma dopo quella liberazione, paese libero non siamo stati e proprio la storia della cultura italiana è lì a testimoniare la cappa di un regime ben più lungo di un ventennio, per quanto di senso opposto al fascismo. Certi libri erano vietati. Quando trovarono editori coraggiosi ci vollero anni di battaglie e qualche eroe. È accaduto perfino a J.R. Tolkien e al Signore degli Anelli. Figurarsi per altri testi. A oggi non è ancora stato possibile pubblicare i diari di Cesare Pavese, perché in alcuni passaggi traspariva una sua fascinazione, nemmeno giovanile, per il regime fascista. Pagine censurate e se le conosciamo è per la decisione coraggiosa di un giornale che le pubblicò, Ezio Mauro, sulla Stampa. Invece, conclude Franco Bechis, nessuno arricciò il naso, anzi spalancò ogni porta per Gian Giacomo Feltrinelli e la sua casa editrice, precursori e padri della stagione del terrorismo rosso che insanguinò l'Italia negli anni 70-80. In molti covi delle BR furono trovati manuali della Feltrinelli sulla guerriglia clandestina, ma tutto questo non suscitò neanche un'unghia dello scandalo provocato da Altaforte e dal suo libro Intervista a Salvini. Non ricordo quegli anni per farne una banale storia di doppiopesismo che ci fu e c'è anche oggi, ma una questione di libertà assai più seria, scrive Bechis. Lasciamo con questo anche Franco Bechis e il Tempo, anzi no, dal Tempo vi segnalo un articolo sulle amministrative prossime. Da Trento a Lecce, candidati minacciati, auto in fiamme, proiettili a casa, c'è chi si è ritirato, insomma aggrediti decine di politici. E poi la questione dello sportello antipedofili in ogni diocesi, che letta dall'altra parte significa come dire la Chiesa è piena di pedofili, al punto tale che dobbiamo aprire uno sportello in ogni diocesi. E questo è il messaggio. Entra in vigore il 1 giugno il motu proprio del Papa, obbligo di segnalazione degli abusi, indagini veloci, assistenza a vittime e famiglie. Insomma, altro che andare in chiesa, uno deve tenersi alla lontana dalla chiesa, perché se vai in chiesa rischia che ti mettano una mano dove non vuoi o peggio ancora, lascia perdere, altro che andare in chiesa. Questo è il messaggio, no? Che lancia il Papa. La chiesa è un luogo pericoloso, bisogna aprire uno sportello antipedofili in ogni diocesi, cavoli. Per quanto riguarda l'economia, invece, gli italiani sono in crisi, ma ancora ricchi, nelle loro tasche 9.743 miliardi. Guardatevi addosso quanta roba vi viene fuori dalle tasche, quanti euro vi traboccano dalle tasche.
Poi c'è questa fantastica Francesca Moneta, 18 anni, milanese, studentessa della quinta C del liceo statale Virgilio. Ieri ha letto alla Camera un ottimo, fantastico, meraviglioso, stupendo discorso sugli anni di piombo, preparato insieme ai suoi compagni di classe per il giorno della memoria per le vittime del terrorismo. A un certo punto ha letto un passaggio straordinario, bellissimo, che il Presidente della Repubblica si è spellato le mani ad applaudire. Anche Di Maio ha applaudito a queste parole. Anche noi, ha detto Francesca Ciumbia, la lezione di Francesca ai politici, titola Il Giorno, che vedete qua, anche noi stiamo vivendo un periodo particolarmente difficile della nostra storia. I valori democratici fondanti la nostra convivenza civile paiono a volte essere messi in discussione, perfino da chi riveste alte responsabilità di governo. Salvini, senza dirlo naturalmente. Parole e gesti violenti, amplificati a dismisura dai social media, Salvini, diffondono un clima di diffidenza e di odio, Salvini, nella società civile e mirano a screditare le istituzioni democratiche, Salvini, nazionali ed europee, Salvini, che sono nostre e che dovremmo imparare a tutelare e difendere strenuamente per il bene di tutti noi. Questa è la frase dell'ottima Francesca Moneta. Francesca domanda il giorno intervistandola: quella frase è riferita a qualche esponente del governo in particolare? Ma assolutamente no. Salvini. L'intervento che abbiamo elaborato in classe e che ho letto in aula puntava a far riflettere, dice la Francesca. Non volevamo lanciare una frecciatina a qualcuno in particolare, non volevamo. Salvini. Sembrano parole rivolte a Salvini, dice incredibilmente il giorno, che intuito. Quella frase non è rivolta a nessuno in particolare, dice la ipocrita e ignobile studentessa diciottenne. Ma se qualcuno ha pensato che fosse rivolta a Salvini, un motivo c'è. Salvini usa i social media in un modo non del tutto giusto, dice la signorina, che a 18 anni sa lei cos'è giusto, cos'è sbagliato, se ne intende di tutto, di politica, di costituzione, di social media, e giustamente dice Salvini usa i social media in modo non giusto. Lei sì, invece li usa come li usa lei i social media? Ma Romano Amati. Salvini. Il suo intervento è stato applaudito da Mattarella, dice l'intervistatore Massimiliano Mingoia. È stato davvero emozionante, risponde la Francesca. Alla fine del discorso il presidente si è congratulato con un giudice della Corte Costituzionale, quale fu Mattarella. Nel discorso diceva che voi giovani studenti faticate a comprendere il clima politico degli anni del terrorismo, bla 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 bla. Capolavoro di ipocrisia, 18 anni buttati via, secondo me. È una mia impressione, naturalmente un'opinione, un giudizio da stronzo, però così è. A me sembrano 18 anni buttati via. A 18 anni devi essere un po' più sveglio, secondo me, non rimbambirti così col Mattarella di fianco. Dai, a ragazzi, a svegliate. Anzi, è già troppo sveglia la ragazzina perché farà carriera. Mentre, sempre rimanendo alle vicende di oggi, c'è la signora Barbara Lezzi, che di mestiere fa la ministra del Sud nel governo attuale, giallo-verde, giallo-blu, blu-verde, eccetera, eccetera, la quale dice: ma sull'autonomia regionale i costi sono sconosciuti, rischiamo delle derive. Derive di che? In che senso? Derive per andare verso dove? Il ministro del Sud boccia anche il capitolo scuola. E insomma i soldi, l'autonomia è impegolata lì sulla questione del quattrino, scrive il Corriere del Veneto in questo caso. Il ministro per il Sud, la signora Lezzi, ieri l'ha detto senza tante perifrasi nel suo intervento in Commissione Federalismo Fiscale alla Camera. Le perplessità che abbiamo, ha detto a chiare lettere il ministro A. Lezzi, detto alla brasiliana, che è il modo per salvaguardare le identità sessuali di tutti, la ministrao Lezzi, la o il ministrao Lezzi, ha detto che le perplessità che abbiamo sono anche e soprattutto dovute all'impossibilità di esprimere una valutazione degli impatti sulla finanza pubblica dell'autonomia, che sarà possibile solo dopo l'approvazione dei singoli decreti del Presidente. La relazione di Lezzi è stata cristallina, fondata su una tesi chiara, le spalle coperte dai dubbi espressi nella stessa sede dal titolare del Ministero dell'Economia, il ministro Tria. L'assenza dei LEP è il punto che ha sottolineato Lezzi. Cosa sono i LEP? Sono i livelli essenziali delle prestazioni. Sono la pietra angolare su cui si dovrebbe erigere l'architettura dei fabbisogni e dei costi standard, che eliminerebbe il rischio
di cittadini di serie A e di serie B. Peraltro i LEP devono essere definiti nel corso dei 5 anni di implementazione dei fabbisogni standard e dei costi standard, cioè si parte e in 5 anni, dicono le intese, si raggiungono questi accordi. Quindi se non si parte non si può parlare di LEP. È inutile dire non ci sono i LEP, quindi non partiamo, perché i LEP, cioè i livelli essenziali di prestazione per arrivare ai costi standard, cioè la famosa siringa, qual è la regione che la paga meglio per dare lo stesso servizio, che la paga meno per dare lo stesso servizio? Questo è il costo standard e il fabbisogno quindi determinato da quello. Cioè se io ho il costo standard ho anche il fabbisogno standard, no? Quanto mi serve in un anno per pagare le siringhe e tutto il resto. Queste però, se le intese prevedono che queste determinazioni vengono fatte in 5 anni a partire dall'autonomia, tu non mi puoi dire che l'autonomia non parte perché non hai i livelli essenziali delle prestazioni. È un circolo virtuoso, appunto, è il gatto che si morde la coda, per cui questo diceva la mia professoressa di chimica per dimostrare le cose. Dimostrava niente, però era efficace. Per cui questo. Arrivavi subito alla conclusione senza perdere tanto tempo con le dimostrazioni. La conclusione è che questi non vogliono fare un cacchio, punto. La conclusione è molto semplice, non è difficile. Per cui questo, dice la ministra Lezzi. Non c'è dimostrazione, c'è come dire, un cortocircuito logico. Per cui se non hai il risultato finale che era previsto fosse raggiunto in 5 anni, no? Prima devi partire per arrivare all'obiettivo, giusto? È questione di logica elementare. Se tu sei sulla segnale di partenza, per arrivare a fondo, al traguardo, devi farlo il percorso. Però se tu mi dici io non posso partire perché non sono arrivato al traguardo, siamo alle calende no greche, peggio ancora. Comunque c'è un'altra questione della quale vale la pena parlare, la affronta in cronaca locale Repubblica, ma è molto più che locale la questione. Il presidente del Tribunale di Bologna, la sentenza sui migranti, nulla di cui vergognarsi, cioè iscriverli all'anagrafe. Il mondo della giustizia che piccona il governo, scrive Repubblica in cronaca bolognese. Da una parte i giudici che dicono di non vergognarsi della recente sentenza del Tribunale di Bologna che concede la cittadinanza ai richiedenti asilo, non è cittadinanza ma iscrizione all'anagrafe, vabbè, la Repubblica scrive quello che vuole, è un chiaro messaggio al ministro Salvini, quello dei giudici, dall'altra gli avvocati che scioperano per 3 giorni contro le spinte populiste e il tronfio giustizialismo della legge spazza corrotti, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Questo avviene sempre a Bologna. Francesco Caruso, presidente del Tribunale, circa la sentenza circa la decisione sulla cittadinanza, no, sull'iscrizione all'anagrafe ai migranti, firmata dalla giudice Matilda Betti, bollata da Salvini come vergognosa e poi come strana, con l'invito alle toghe di candidarsi con la sinistra, dice non c'è nulla di cui vergognarsi, dice il presidente del Tribunale di Bologna. C'è un provvedimento qualificato con un'espressione probabilmente infelice che non si dovrebbe utilizzare. Ad ogni modo c'è un'argomentazione, giusta o sbagliata che sia, raffinata, tecnicamente ineccepibile. Se l'avessi dovuta scrivere io l'avrei scritta peggio, ma la decisione sarebbe stata quella. Quindi noi delle leggi ce ne facciamo 2 baffi, no uno. Mentre sempre dalla cronaca di oggi, questo è divertente, si fa per dire, la restaurazione leghista. In Sicilia tornano gli ex democristiani. Dietro la candidatura di Attaguile e il flirt con Francantonio Genovese, cambio di rotta ispirato da Giorgetti. Salta Candiani, irritazione di altri soggetti e Salvini non viene a comiziare nell'isola. Nella Lega di Matteo Salvini in Sicilia quelli che sembravano messi da parte, democristiani, per far posto alle nuove leve, stanno tornando a gestire le sorti del partito, aprendolo a quello che è stato il grande corpaccione elettorale dell'isola. La Democrazia Cristiana, il centro, l'area moderata, scrive Repubblica nella cronaca locale, mentre la Sicilia, il quotidiano locale siciliano, si occupa di sondaggi. Nelle isole Salvini non sfonda, Movimento 5 Stelle primo al 33%, la Lega al 17% in Sicilia, mica male però, è battuta dal PD col 18%, Forza Italia regge 14%, Fratelli d'Italia oltre la soglia, più Europa e la sinistra al 3%. Intanto a proposito di voto europeo, questa è da segnalare, Lech Wałęsa, lo storico leader del sindacato Solidarność in Polonia, premio Nobel per la pace, primo presidente della Repubblica Polacca post-comunista,
si è ridotto, verrebbe da dire, ad andare a Morbegno, con tutto il rispetto per Morbegno, e ha incontrato degli studenti. Votate, non restate a casa, il futuro lo decidiamo noi, dice il premio Nobel Lech Wałęsa, che ha invitato i giovani ad agire. Si alzano steccati in Europa, io andrò ancor più in giro per abbatterli. Questo capitalismo non potrà continuare a lungo, ha detto Wałęsa in Valtellina. Siamo a un bivio, o ci muoviamo per cambiare insieme o è rivoluzione. Purtroppo alcuni politici ragionano ancora in termini di frontiere, ha detto l'anziano leader di Solidarnosc. È stata una vera ispirazione, hanno detto i ragazzi, si è percepito un respiro europeista, dicono i ragazzi di Morbegno, davanti a Lech Wałęsa. Nel taglio dei parlamentari abbiamo già detto, adesso torniamo al Corriere della Sera. Poi c'è il figlio di Carla Bruni, l'ex compagna del presidente Sarkozy, che è sovranista. Lui tifa per l'uscita dall'Unione Europea e la mamma se ne infischia, povera mamma e povero figlio, mentre a Oslo c'è una ministra della sanità che fuma e fa campagna per le sigarette. Naturalmente è una di destra, è una stronza populista e fascista. Sylvie Listhaug, populista, ama anche l'alcol, beve questa, magari anche fa altro, comunque lasciamo perdere. L'accusa dice che ignora la salute pubblica. Si tratta di Sylvie Listhaug, 41 anni, insegnante, ha lavorato in una casa di riposo, esponente del Partito del Progresso, populista, è stata nominata ministra della salute tra le polemiche. Sono divertenti però queste cose qua, molto divertenti. Mentre, sempre dal Corriere della Sera, andiamo alle pagine di cronaca. Una pregevole pagina di Pierpaolo Lio sugli alpini in adunata a Milano, battaglie, solidarietà e volontari. Il Corriere racconta gli alpini con una copertina dell'inserto speciale di 24 pagine in edicola domani gratis con il Corriere della Sera per gli alpini a Milano. Sfugge alle cronache invece un bellissimo episodio, ne parla la Gazzetta del Mezzogiorno in totale solitudine praticamente, di magistrati corrotti. Quello non si parla, non si va, zitti, giustizia svenduta, i verbali della Procura di Lecce sulla Procura di Trani. Ai magistrati ho dato pacchi di soldi, dice l'imprenditore Tarantini. Savasta mi chiese 400.000 euro porgendomi un bigliettino da visita. L'uomo ha raccontato di aver portato il denaro in una stazione di servizio in una strada della zona industriale di Corato. Interessante, vero? Molto interessante. Sta andando avanti da un po' questa storia. Poi ne parleremo anche con i colleghi del Corriere Fiorentino, con Carlo Nicotra, caporedattore del Corriere Fiorentino, sarà nostro ospite alle ore 10, per parlare di un'altra indagine che riguarda la Procura di Firenze. È la Procura di Genova che sta indagando sui colleghi di Firenze. Cane morde cane, secondo voi? Mettiamoci a ridere. Ad ogni modo la vicenda riguarda le indagini malfatte, secondo alcune denunce, della Procura di Firenze sui concorsi truccati a medicina a Firenze, a Careggi. Confratelli, sono confratelli, certi ambienti sono pieni di confratelli, si fanno favori tra di loro. È nuova la storia? No, è vecchissima e continua ad andare avanti. Confratelli peraltro siedono anche nei posti che dovrebbero giudicare gli altri confratelli che eventualmente avrebbero sbagliato, ma tra confratelli si mordono, così come cane non morde cane, confratello non morde confratello. Sembra logico, no? Pensarlo. L'ex PM pubblico ministero Antonio Savasta ha ammesso di aver preso 120.000 euro tra contanti e regali. Allora, con tutto il rispetto, stiamo comi non comi. Comi sarà antipatica alla maggior parte, sarà simpatica a qualcuno. Gli dicono che ha fatto 38.000 euro di fatturato per delle consulenze. Questo qui ammette di aver preso 120.000 euro, non ne parla nessuno. Comi è una singola persona, giusto? Caianiello è una singola persona. Questo PM è una singola persona, ha preso soldi da più persone. Cos'è più interessante? Cos'è di maggiore e rilevante interesse pubblico? Che la giustizia sia svenduta per soldi o che forse una deputata tramite una società ha fatto consulenze più o meno fondate per 38.000 euro? Non lo so. Questo ha ammesso di aver preso 120.000 euro per addomesticare la giustizia. Cos'è più rilevante dal punto di vista pubblico del cittadino? E infatti non ne parla nessuno. Dunque l'ex PM Antonio Savasta ha ammesso di aver preso 120.000 euro tra contanti e regali per sé e per l'ex cognato, ma gli altri protagonisti della storia della giustizia truccata al tribunale di Trani hanno offerto versioni un po' diverse, in uno scaricabarile di responsabilità, un coacervo di ruoli, cifre, circostanze, quattrini
che non sarà facile chiarire, a partire da una delle vicende finite nel mirino della procura di Trani, scrive la Gazzetta del Mezzogiorno. La vicenda è quella della stangata all'imprenditore coratino Paolo Tarantini, messo in mezzo dalla cricca dei giudici, scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, con una falsa indagine per reati fiscali, cioè se non ti pieghi ti indaghiamo, perché loro possono. Il magistrato può indagarti, può indagarti anche in base a una notizia di reato che poi si rivela essere infondata, ma c'è una notizia di reato, io ti indago, giusto? Certo. Si fa di peggio anche in alcuni paesetti a ridosso delle prealpi, tipo Erba e dintorni. Oggi parleremo del caso della strage di Erba con l'avvocato Luisa Bordò in studio, con Edoardo Montolli in collegamento. Edoardo Montolli, tra l'altro, uscirà a breve una riedizione del libro Il grande abbaglio sulla strage di Erba, alla luce delle ultime novità di cui poi parleremo. Anche da quelle parti là, anche vicino a noi, succedono episodi di intimidazione di questo genere. Se ci sarà modo, poi documentatamente ne parleremo, perché si intrecciano determinati episodi con quella vicenda della strage di Erba, non dico di più. Ma sarà molto interessante scoprirlo. A partire dunque da questa vicenda di Bari, cosa scrive la Gazzetta del Mezzogiorno di oggi? Tarantini, imprenditore, proprietario della Resta Viaggi di Corato, in questa storiaccia è parte offesa ed è stato ascoltato come testimone. Ne è emerso un verbale di 11 pagine che la procura ha allegato agli atti dell'incidente probatorio che si aprirà lunedì davanti al GIP. Tarantini, l'imprenditore, cosa ha raccontato? Di aver pagato molto più di quanto il pubblico ministero Savasta abbia detto nelle sue confessioni. Cioè Savasta ha detto io ho preso 120.000. L'imprenditore Tarantini dice non è vero niente, io a quello lì, al magistrato inquirente, al pubblico ministero Savasta, gli ho dato 400.000 euro per la falsa indagine, ripartiti tra l'ex GIP Michele Nardi e Savasta. Anche il GIP c'era a prendere il quattrino. E poi 60.000 euro a Savasta, che gli chiese un prestito per cure mediche al figlio, ma che poi li utilizzò per pagare uno dei falsi testimoni messi in campo per salvare un altro imprenditore amico del magistrato, Flavio Dintrono, e altri 40.000 euro allo stesso GIP Nardi, dietro la promessa di aggiustare una causa di lavoro, cosa che non avverrà. Insomma, in tutto 500.000 di euro consegnati in contanti e in più di un'occasione all'interno di buste da lettera o in sacchetti di plastica. Denaro che in un'occasione Tarantini deve perfino farsi prestare per pagare questi signori magistrati. Tutto nasce, ha detto Tarantini, da un bigliettino di Savasta, da un incontro con l'ex pubblico ministero Savasta in una palestra di Barletta. Il bigliettino da visita col quale il magistrato gli dice: amico, se vuoi cavartela, caccia il quattrino. Bella sta storia, ne dovremo parlare. Qua bisogna che ci mettiamo al lavoro su questa storia qua. E poi c'è la storia del PM ricattato dal falso testimone. Antonio Savasta chiese una mazzetta a un indagato promettendogli aiuto in un'indagine, ma ci fu un problema, racconta in questo caso Repubblica nella cronaca della città di Bari. Ricattato da un falso testimone che voleva 60.000 euro per comprare il suo silenzio, l'ex PM di Trani Antonio, perché una volta che entri nel gorgo poi c'è anche chi ricatta te, ovviamente tu ricatti gli altri, altri ricattano te. L'ex PM di Trani, Antonio Savasta, chiese una mazzetta a un indagato, promettendogli aiuto in un'indagine. C'è una giustizia totalmente asservita agli interessi personali nei racconti dello stesso magistrato, perché questo l'ha raccontato lui, il quale magistrato il 13 maggio, insieme all'imprenditore Flavio Dintrono e al poliziotto Vincenzo Di Chiaro, sarà protagonista dell'incidente probatorio davanti al GIP, il giudice per le indagini preliminari. Con questo lasciamo il Corriere della Sera definitivamente. Questi due articoli erano in realtà della Gazzetta del Mezzogiorno, perché sul Corriere della Sera sta storia qua non la trovate ma neanche di lontano. Carlo Vulpio, che era il corrispondente dalla Puglia, ve lo ricordate? Abbiamo parlato con lui, dalla Puglia e Basilicata, abbiamo parlato con lui delle inchieste di De Magistris negli anni che furono. È stato messo a fare cultura, adesso si occupa di cultura, di roba bella, di roba che non dà fastidio a nessuno, insomma, no? Interessante. Mentre vi segnalo dal 7 del Corriere della Sera, dal 7 di oggi, diretto nuova direzione da Barbara Stefanelli, una chiacchierata con Michel Houellebecq. Soltanto la patria può salvarci, dice il romanziere, lo scrittore francese. Il mondo occidentale, preso nel suo insieme, si suicida, questo è certo, e del resto i miei libri vengono capiti esattamente nello stesso modo nell'insieme del mondo occidentale, dice ancora Houellebecq in questo
in questa chiacchierata molto interessante con Stefano Montefiori per il 7 del Corriere della Sera, che poi riprendiamo tra poco. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Brescia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti una buona giornata. Dapprima la situazione. L'anticiclone delle Azzorre si allunga oggi sul Mediterraneo con prevalenza del sole anche sul nord Italia, ma domani una perturbazione atlantica valicherà le Alpi con nuvole temporali, formando poi una circolazione depressionaria sull'Italia centrale che richiamerà domenica vento secco da nord. Ma intanto vediamo le previsioni per oggi. Abbastanza soleggiato, anche se ci sono nuvole irregolari in dissoluzione al mattino e ci saranno nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi, tuttavia senza pioggia. Le temperature massime comprese tra 19 e 22 gradi. Domani sabato variamente nuvoloso con a tratti un po' di sole, piogge intermittenti e temporali più frequenti nel pomeriggio, locali grandinate e colpi di vento. Le temperature massime saranno in diminuzione tra 16 e 20 gradi, neve sulle Alpi fino e verso i 1800 metri di quota. In serata probabili ampie schiarite su Piemonte e Varesotto. Per quanto riguarda la giornata di domenica, ci aspettiamo tempo soleggiato e ventoso da nord su Alpi, Prealpi e pianura occidentale. Con Favonio all'est invece avremo ancora dei passaggi nuvolosi ma senza pioggia. Le temperature massime comprese tra 19 e 22 gradi. Per la tendenza di lunedì
Via via ovunque soleggiato, fresco all'alba, massimi in giornata oltre i 20 gradi. Martedì prosegue bel tempo primaverile, forse però diventa nuvoloso in serata. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata e un buon fine settimana. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Torniamo a questo interessantissimo colloquio di Stefano Montefiori da Parigi con Michel Houellebecq. Sembra che Donald Trump abbia dichiarato di recente: sapete cosa sono? Un nazionalista. Lo sono anch'io, dice lo scrittore francese. I nazionalisti possono parlare l'un con l'altro, con gli internazionalisti parlare non funziona. La Chiesa Cattolica ha accordato troppa importanza alla ragione. Il mondo occidentale dunque si suicida e per questo i miei libri vengono capiti nel mondo occidentale alla stessa maniera, dice Houellebecq. All'interno però del mondo occidentale l'Europa ha scelto un modo di suicidio particolare, cioè assassinare le nazioni che la compongono, e il colpevole di questo assassinio non è difficile da scoprire, è l'Unione Europea. Quanto ai complici in Francia sono numerosi. Ecco, per esempio, uno così io lo voterei subito alle prossime europee. Peccato che non l'ha candidato nessuno, o non si è candidato lui, non ha voluto. Però uno così lo voterei. Tra tanti cucù che andranno in Europa a scaldare la cadrega e a prendere una ventina di mila di euro al mese, minimo, uno così ci stava alla grande, preceduto da questa invettiva pronunciata qualche mese prima accettando a Bruxelles il premio Spengler, Oswald Spengler, ve lo ricordate il libro Il declino dell'Occidente, no? In una fresca sera d'aprile Michel Houellebecq si è presentato all'Eliseo ospite del complice del crimine, Emmanuel Macron, uno dei presidenti più europeisti che la Francia abbia mai avuto. Ha ricevuto la Legion d'onore dalle mani del capo dello Stato. Houellebecq ha abbandonato i soliti parca e zaino, si è vestito come si deve, giacca blu, pantaloni grigi, camicia bianca, cravatta rossa. Houellebecq e Macron si conoscono dal 2016, quando l'allora ministro lo invitò a cena e prese appunti, raccontò poi Houellebecq. Antimoderno, antiprogressista, a 63 anni Houellebecq si mostra affezionato alle istituzioni, siano il matrimonio, la République o la Chiesa Cattolica. Pronto a sposarsi in tight grigio e bombetta con la giovane cinese Qianqium Li Zisli, settembre scorso, felice di farsi abbracciare all'Eliseo da un capo di Stato che professa idee opposte alle sue, speranzoso nella restaurazione del cattolicesimo nel suo antico splendore, dice Houellebecq, per riparare la nostra civiltà ammaccata. Lo scrittore francese più celebre al mondo conserva il gusto del bastian contrario. Nei giorni di un rinnovato femminismo si lamenta che sono sempre le donne a decidere tutto, dice Houellebecq. Mentre c'è chi denuncia la pornografia dilagante, lui nota che nessuno pensa più al sesso. La nuova ossessione è la cucina. E se la Francia ha fatto sforzi immensi per concludere gli accordi di Parigi sul clima, Houellebecq loda il presidente americano Trump, che ha dichiarato: sono nazionalista. Lo sono anch'io, ha detto Houellebecq. I nazionalisti si parlano, con gli internazionalisti non funziona. Trump mi sembra uno dei migliori presidenti americani che io abbia mai visto, dice ancora Houellebecq, che invoca il ritorno alla centralità della Chiesa Cattolica, che è incomparabile organizzatrice di società umane, dice Houellebecq. La Chiesa Cattolica, imitando la modestia ortodossa, dovrebbe intervenire meno nei campi che non le competono: ricerca scientifica, governo degli stati, amore tra gli uomini. Rinunciare a questa mania di organizzare dei concili che diventano occasione per gli scismi, rinunciare anche alle encicliche, mettere freno all'inventiva dottrinale. Tutto si riassume, dice Houellebecq, nel fatto che la Chiesa Cattolica, nel corso della storia, ha dato troppa importanza alla ragione. L'uomo è un essere di ragione, se vogliamo succede di tanto in tanto, ma è prima di tutto un essere di carne, di emozione. Sarebbe bene non dimenticarlo. Macron, nel discorso per la Légion d'honneur, ha fatto l'elogio dello scrittore spiritualista e romantico, cioè Houellebecq, che non si rassegna. Vedete qui una foto bellissima di Houellebecq con la bombetta e il tight quando si è sposato, stupendo, sembra una cosa fuori posto ma è meraviglioso. In ogni caso, ha detto Macron che Houellebecq è uno che non si rassegna al mondo materialista. Una Madame de Staël stanca, con quei capelli così accuratamente spettinati, e Houellebecq ha sorriso. Macron dà rapide occhiate a fogli tormentati da infinite correzioni e sembra lasciarsi andare, parlando a braccio e guardando fisso negli occhi Houellebecq in piedi davanti a lui con la moglie d'Isis, che sfoggia un abito verde trasparente piuttosto osé. Finito il discorso si passa in giardino con una ventina di invitati, eccetera. Comunque solo la patria può salvarci. Ne lasciamo con questo il nuovo 7 del Corriere della Sera. Andiamo brevemente alle cronache locali.
Qui c'è l'inchiesta in Lombardia, il tariffario per creare i consiglieri, il metodo Caianiello, il suo pupillo Palumbo che si sdebita versandogli il primo stipendio. Ma esiste veramente così? Questa gente qua esiste veramente? Ma ti rendi conto di cosa stiamo parlando? Ma colpite questa roba qua, adesso senza troppo allargare il tiro, ma queste cose qui sono terrificanti. Il mio Palumbo sta lì e fa ciò che deve. Con queste parole Gioacchino Caianiello, l'uomo forte di Forza Italia, propiziò nel 2018 l'elezione in consiglio regionale del pupillo Angelo Palumbo. E il pupillo cosa fa? Si sdebita versandogli il primo stipendio. Ma ti rendi conto? Lo ius prime noctis. È per quello che giustamente il PM a sto punto dice sistema feudale. Lo ius primi stipendi, voti in cambio di denaro, le intercettazioni rilevano una sorta di tariffario. C'è anche questo nell'indagine per reati contro la pubblica amministrazione. Il mio Palumbo farà ciò che deve. Madonna, che vomito. Mentre più passeggeri e rinnovo della flotta, Milano è prima in Italia nei trasporti. L'ATM, l'azienda dei trasporti milanese, investimenti a 173 milioni, aumento dei passeggeri del 5%, aumento delle multe del 33%, il bilancio 2018 dell'azienda trasporti. Sempre dalla cronaca milanese, poi Massimo Giuseppe Bossetti, condannato per l'omicidio di Chiara Gambirasio, lascia Bergamo, va a Bollate, potrà lavorare tra i detenuti protetti, trasferito dopo 5 anni, per dare aiuto economico alla famiglia e troverà programmi di recupero e scriverà un libro. Povero Cristo, anche questo qua. Quanti dubbi sulla sua condanna. Oggi parleremo della strage di Erba, vi ripeto, dopo le 10:30 con l'avvocato Luisa Bordeaux e con Edoardo Montolli, che se ne è occupato meritorissimamente fin dall'inizio insieme a Felice Manti. Mentre le case popolari vanno prima agli italiani, a Vicenza, cari compagni, si vota e quindi bisogna fare qualcosa. In 1000% alloggi popolari la novità è che per i vicentini c'è un bonus di 8 punti. Il comune stima una crescita del 25% delle domande per l'edilizia pubblica residenziale. Vi segnalo poi un bellissimo reportage di Marco Menduni sul secolo XIX di Genova sull''ndrangheta a Lavagna. 'Ndrangheta e conti in rosso. Nella splendida Lavagna, in Liguria, si cerca la rinascita. Si torna alle elezioni a Lavagna dopo lo shock dello scioglimento del comune per mafia e del commissariamento, la fuga dei dipendenti dell'amministrazione scatenata dalla minaccia della mobilità. Gravi problemi anche per l'evento clou dell'estate, la torta dei Fieschi. Mentre in provincia di Pavia sei una zecca da gambizzare, la sfida elettorale si tinge di odio social. Ha commentato sui social la dichiarazione di Matteo Salvini a Pavia: chiuderemo anche qui i centri sociali, sono utili come i campi rom pari allo zero. Il commento è stato critico, quello di Clelia Garante, studentessa 25enne di lettere, vicina alla sinistra. Ha ricordato a Salvini che già ora non ci sono centri sociali a Pavia. Si è firmata Zecca Rossa, l'appellativo usato da Salvini per definire i militanti della contromanifestazione di martedì. Espressioni che hanno scatenato l'odio social contro Clelia. Un utente ha scritto: è una zecca da gambizzare. Cosa c'è scritto su internet? Di tutto c'è su internet. Prima pagina della provincia pavese, un clima d'odio, fascisti, Salvini, fascista. Intanto dall'Adige, quotidiano appunto indipendente del Trentino Alto Adige, succede anche questo: colpito e buttato a terra un commerciante da uno straniero. Perché? Sentite un po'. Lo zigomo sinistro gonfio, il labbro rotto, una botta alla nuca. Gianfranco Merlin, commerciante del vicolo del Nuoto a Trento, è seduto sulla sedia a rotelle al pronto soccorso dell'ospedale. L'ha ridotto così un giovane straniero. È uno spacciatore, lo vedo sempre, gli ho detto gira al largo. Lui mi ha colpito con un pugno facendomi cadere all'indietro. Ho battuto la testa sul marciapiede. Cose che capitano. Mentre da Brescia, qui c'è una storia di riciclaggio, finti agenti segreti riciclavano fiumi di soldi. 2 persone fermate con 100.000 euro in valigia si fingevano 007 militari per evitare i controlli e in tasca avevano ricevute di versamento per 2 miliardi di euro depositati sui conti della Shanghai Royal Pass Importing ed Exporting. Con la Cassazione ha confermato il sequestro del denaro, quello di 100.000 euro in valigia, in attesa del processo. I consulenti finanziari, accusati di aver trasferito fondi in una società offshore, facevano la spola tra il bresciano e la Spagna. Mentre a proposito di Brescia, dal giornale di Brescia, la notizia precedente è su Brescia Oggi, dal giornale di Brescia invece ci sono 5 olivicoltori bresciani tra i produttori italiani a cui il Gambero Rosso ha riconosciuto il massimo riconoscimento
per l'olio, una delle aziende premiate ha sede a Montisola, le altre sul lago di Garda. Per la Brebemi invece, nonostante i transiti cresciuti del 20%, è in rosso il bilancio che chiude perdendo 37 milioni. Pesa l'indebitamento che la società punta a ristrutturare. E poi ancora siamo al Corriere del Veneto, nel Trevigiano, ragazzine sullo scuolabus, i negri non si siedono qui, e un bambino negro scoppia a piangere, le adolescenti dicono siamo state fraintese, il sindaco promette chiederanno scusa. La provincia veneta non è l'Alabama, ma ci sono volte in cui gli autobus di una cittadina del Trevigiano possono riportare alla memoria quelli che circolavano per gli Stati Uniti a metà degli anni 50, da una parte i bianchi, dall'altra gli afroamericani, scrive il Corriere del Veneto. Poi c'è una vicenda locale ma veramente divertente, la storia della Fontana della Discordia scolpita da Luigi Ontani, al centro delle polemiche negli ultimi giorni in un paese del bolognese, non mi ricordo quale, comunque sì, siamo a Bologna sostanzialmente, e la fontana finita al centro delle polemiche dopo le critiche del senatore leghista Pillon. È stata imbrattata di letame, stessa sorte per la porta del municipio di Vergato, questo è il paese della fontana col satiro, con il membro in erezione, tutto il resto, l'anno satanico e compagnia bella. In mattinata si è presentato un sedicente esorcista, nel pomeriggio c'è stato un corteo silenzioso in paese a difesa dell'opera di Ontani, della libertà di espressione artistica. Esorcismi e letame contro la statua, il paese si ribella, l'arte è sacra. Divertentissimo. Mentre c'è la storia del leghista nella giunta di Emiliano in Puglia. Emiliano in Puglia, PD, ha un assessore leghista che dice che bisogna votare Salvini, si chiama Di Gioia questo leghista, è stata una sbandata, dice Emiliano, ora basta. Il governatore perdona la scelta controversa dell'assessore per il salviniano Casanova alle europee, ma Bellanova del PD chiede che l'assessore si dimetta. A proposito di Puglia, la Repubblica ci porta a fare un viaggio da Odissea in auto da Bari a Matera. La strada incompiuta fra pericoli e cantieri. Il racconto del viaggio all'indomani dell'incidente con 3 vittime. Raggiungere la capitale europea della cultura, Matera, da Bari, dove c'è l'aeroporto, è ancora un rischio, un'odissea. Mentre lasciamo la cronaca locale, andiamo al Giorno, il quotidiano nazionale, che apre con le cannonate sulla cannabis, stop alla cannabis e la droga libera negli shop. Su questo sono pronto alla crisi di governo, dice Salvini, ma Di Maio e Conte gli chiudono la porta in faccia. La droga libera non ci libera, commenta Michele Brambilla, che settimana prossima sarà con noi mattinata a commentare i fatti del giorno. Il tema della droga, scrive il direttore del quotidiano nazionale, è diventato oggetto, peraltro lanciato proprio dal quotidiano nazionale nelle scorse settimane, è diventato oggetto dell'ennesima battaglia Lega 5 Stelle. Di Maio e i suoi per la liberalizzazione delle droghe leggere hanno presentato un disegno di legge. Salvini vuole addirittura chiudere i negozi già legali di cannabis. Ci interessa porre l'attenzione sul fatto che la droga, tutte le droghe, fanno male. 8 milioni di italiani più o meno ne fanno uso, dati Istat, e mentre si fanno grandi campagne sui rischi dell'alcol, fumo, obesità, non altrettanto si fa per informare sui danni da stupefacenti. Paradossalmente, se la cannabis venisse legalizzata e al contempo lo Stato si impegnasse in una campagna martellante per sconsigliarne l'uso, sarebbe forse meglio di adesso. Quel che però trovo incomprensibile è la motivazione con la quale i 5 Stelle portano avanti la battaglia di legalizzazione. Così tagliamo i guadagni della malavita. Lo ha detto ieri Di Maio e lo dicono da sempre i sedicenti maître à penser. Ora, la ratio di simile argomentazione mi sfugge. Primo, perché la malavita una fonte di guadagno l'ha sempre trovata. Se non potesse vendere gli spinelli, venderebbe comunque cocaina, eroina e pasticche. Vogliamo legalizzare anche quelle? Secondo, perché se la droga fa male come fa, continuerebbe a far male anche se invece che un pusher ci fosse a venderla un farmacista o un tabaccaio. A cuore di uno Stato dovrebbe stare il bene dei cittadini. Quanto alla malavita, bisogna combatterla mettendo in galera spacciatori e trafficanti, non diversificando le sue fonti di reddito. Ma forse sono ragioni ovvie, troppo per chi usa tutto, anche la droga, per farsi campagna elettorale. Così Michele Brambilla sul quotidiano nazionale, mentre c'è l'eterno ritorno di Berlusconi 25 anni dopo, stessa scrivania, stessa posa. Berlusconi non demorde, dice ho avuto una ripresa formidabile, peraltro umanamente ispira veramente una grande simpatia sto uomo, per la stoffa. Nuda sotto la toga se vuoi laurearti, l'abbiamo già visto, e poi vediamo invece la verità. Dobbiamo correre, ragazzi.
Si è perso troppo tempo qua a dire stupidaggini, bisogna andare al dunque. La Verità mette in primo piano il pezzo del direttore Maurizio Belpietro, i Rom favoriti per le case popolari, a loro molti più punti rispetto a cittadini in attesa anche da anni. Se chi è scavalcato si arrabbia è definito incivile dal Papa, che però si guarda bene dall'offrire ai nomadi gli alloggi sfitti della curia, che capirai. È il meccanismo delle graduatorie a far scoppiare le rivolte. Mentre Marcello Veneziani si occupa di Lilli Gruber, la faziosa, se lo attacca rende simpatico anche il diavolo. Insomma, Salvini dovrebbe farle un monumento a Lilli Gruber. La Gruber allestisce l'inquisizione contro l'orco Salvini, ma esce scornata. La puntata di 8:30 si è rivelata più un processo che una trasmissione. E posso dirvi che in giro, vista tutti così, è gente normale, comune, incontrata in giro. Tutti diciamo, quella non è una giornalista, diciamo, una persona al bar, quella ha istituito un processo e ha finito per rendere simpatico il ministro Salvini. Quelle di De Angelis, l'altro inquisitore, e la conduttrice non erano domande, bensì sentenze. Il diavolo ha saputo parare i colpi e non spazientirsi, vincendo alla grande il buon Salvini. Mentre sempre dalla Verità, il Salone del Libro è pieno di libri fascisti, ma l'intervista a Salvini è bandita, scrive Francesco Borgonovo. A Torino cacciato l'editore Altaforte vicino a Casa Pound, i cui titoli vengono venduti dalla Rossa Feltrinelli. E negli stand furoreggiano Evola e Mussolini, scrive Borgonovo. I libri fascisti banditi dal Salone di Torino li vende Feltrinelli. Censurato il marchio vicino a Casa Pound, ma la kermesse è piena di volumi sovranisti e neri grazie agli editori progressisti. Nel 1900 il giovane filosofo Evola pubblicò il libro Imperialismo pagano, un appello al duce e ai fascisti in cui la lotta al cristianesimo è rappresentata come unico orientamento concepibile per il fascismo. Un volume scritto da un autore per cui all'epoca il fascismo era troppo poco. Successivamente Evola moderò i toni, ma l'opera rimane affascinante, merita di essere letta, scrive Borgonovo. Se volete acquistarla, potete farlo al Salone del Libro di Torino presso lo stand delle edizioni mediterranee, dove tutti i tomi della biblioteca di Evola sono disponibili a prezzi accessibili. Se invece vi interessano le idee di un altro intellettuale fascista, Berto Ricci, potreste dirigervi verso il banchetto delle edizioni Mimesis, che distribuiscono i curatissimi volumi del marchio Oaks, tra cui compare la raccolta degli articoli dell'Universale, la rivista che Ricci fondò nel 1931. Se preferite qualcosa di più recente, correte da Neri Pozza, che pubblica l'ultraconservatore anti-invasione degli immigrati Douglas Murray e il padre del populismo contemporaneo Christopher Lasch. Ce n'è un casino di libri di Mussolini e su Mussolini per editori altri. Si può leggere anche dalla Feltrinelli qualcosa del genere. Al Salone non ci sono le edizioni AR di Franco Freda, in compenso miriadi di editori che più a sinistra non si potrebbe. Ci sono anche gli stand di paesi islamici ultraconservatori. Ma sta a tutti bene così, via Altaforte perché è fascista. Ha fatto un'operazione di marketing comunque fenomenale, gli hanno fatto un favore straordinario a questo qui, ha ragione Bechis. Mentre, sempre dalla Verità in prima pagina, il braccino corto salverà Urbano Cairo dalle sirene della politica, scrive Giancarlo Perna. Il Berluschino, come lo chiamano in molti, non scenderà in politica perché è un avaro, ha il braccino corto, non vuole spendere. Accaparratore seriale di aziende decotte da risanare, ha costruito un holding di primo ordine su editoria, pubblicità e TV. Presidente del Torino, gli manca soltanto la politica rispetto a Berlusconi, ma li divide la generosità, scrive Perna. Dopodiché, dopo 9 mesi, Bergoglio dà ragione a Viganò, nel motu proprio finalmente condanna l'omosessualità nei seminari. Quanto invece ai Rom favoriti per le case popolari, scatta la rivolta. Marco Guerra, pagina 3 della Verità, sottolinea che la gestione dell'edilizia pubblica a Roma, gestione fallimentare, ha scatenato la guerra tra i poveri. Iniziò Veltroni a tenere un quarto delle strutture fuori graduatoria, poi Alemanno premiò chi viveva nei centri di raccolta e Zingaretti chi occupava gli stabili. Così i cittadini romani si stanno a incazzare. E intanto la sinistra ha trovato un nuovo eroe, è Scelba, il manganellatore dei rossi. Alla fiera di Torino i militanti progressisti diffondono volantini inneggianti all'ex ministro Scelba della DC di destra. Altri ancora esibiscono il marchio di antifascisti doc. I piccoli censori festeggiano l'esclusione del nemico Altaforte. C'è poi il testo dello scandalo, l'intervista a Salvini,
a tutto campo, dove Salvini loda anche ironicamente Soros, che almeno è trasparente. Si parla dell'Europa, dell'uscita dall'euro, dei francesi, dei tedeschi, di Trump, di Soros e del sovranismo. Nella chiacchierata di Chiara Giannini, che è stata ospite ieri sera di Pierluigi Pellegrin. Mentre sempre dalla Verità di oggi vi segnalo il pezzo di Carlo Cambi sui guai della sinistra in Umbria, pagina 12, congelate le dimissioni della presidente PD dell'Umbria Catiuscia Marini, una manovra renziana contro Zingaretti. Il nuovo segretario aveva chiesto alla governatrice PD dell'Umbria coinvolta nell'inchiesta sulla sanità di lasciare, ma il Consiglio ha rimandato il voto al 18 maggio. Decisivo il ruolo della deputata Ascani, mentre l'indagine lombarda punta su Lara Comi, nel mirino i contratti di una società riconducibile all'eurodeputata di Forza Italia. Fontana sarà interrogato lunedì. E ancora, dalla Verità in cronaca giudiziario-politica, appare e scompare l'interrogazione del PD sulle nomine di Del Rio. Il partito chiede lumi sui vertici del porto di Livorno accusati di abuso d'ufficio, ma a sceglierli fu Del Rio, per cui c'è stato il dietrofront. La procura sospetta irregolarità in una concessione a Grimaldi. I manager del porto di Livorno sono stati interdetti intanto dai pubblici uffici, uno scandaluccio che non se ne occupa nessuno. Poi c'è il pezzo di Fabio Amendolara su una vecchia conoscenza delle vecchie indagini di De Magistris. Enza Bruna Bossio, compagna di Nicola Adamo, altro boss della politica locale. La deputata del PD Bruno Bossio partecipò alla cena sull'appalto della metropolitana di Cosenza. Nell'inchiesta calabrese spunta anche il suo nome, non è indagata. Chiudiamo dalla Verità di oggi con un'ultima segnalazione a pagina 19, l'intervista di Antonello Piroso a Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, che riunisce 27.000 hotel sui 32.000 in Italia dal 2000. Dai turisti il 13% del PIL, non c'è il ministero, c'è Centinaio però. Il ministro. La spesa dei visitatori stranieri è 39 miliardi di euro. Gli esercizi ricettivi ospitano più di 420 milioni di pernottamenti e impiegano 1,5 milioni di persone, ma il governo tutela il reddito di alberganza degli abusivi. La tassa di soggiorno è il bancomat dei comuni. Per coprire i buchi di bilancio, meglio il ticket d'ingresso per i gitanti mordi e fuggi. Nei miei 11 hotel pagano tutti, dal Papa a Bush, da Renzi ad Agnelli. C'è stato però un presidente che voleva fare il furbo. Lasciamo la Verità e andiamo alla prima pagina di Libero. Ecco la verità sulla ricchezza degli italiani. Sono beni per 9.743 miliardi, che ricchi che siamo. Le proprietà e gli investimenti sono 8 volte più alti del reddito. Siamo nababbi, superati addirittura i tedeschi. Certo, uno ha una casa, magari l'ha ereditata e gli costa pure. Uno stipendio normale è ricchissimo, perché la casa vale 300.000 euro. La vende, dove va a vivere? Cioè, scusatemi, questa è la ricchezza. Se uno ha una casa magari ereditata e magari messa male, non vale 300.000 euro, magari ne vale 100.000 perché è messa male. La vendi, cosa fai poi? Dove vai a vivere? Da Fratellettone? Mentre sempre da Libero, in prima pagina, Zingaretti elogia l'Unione Sovietica, è un democratico. Salvini parla dell'amorosa, è un nazifascista. A proposito di libri incensati e censurati, il libro di Zingaretti, Piazza Grande, è un elogio dell'Unione Sovietica, scrive Antonio Socci. Mentre divampa la polemica sul fascismo in assenza di fascismo, scoppia nel PD una questione sul comunismo sovietico. A innescarla è il segretario Zingaretti. Il suo libro, Piazza Grande, provoca uno scazzo grande fra lui e Claudio Petruccioli, pezzo da 90 del PC, a seminare zizzania a Maria Teresa Meli, che sulle pagine romane del Corriere della Sera ha recensito il libro di Zingaretti, citando a un certo punto la frase: se non ci fosse stata l'Unione Sovietica, non sarebbero state possibili le lotte dei partiti democratici e di sinistra. Un'osservazione, commenta Meli, che sicuramente non risulterà gradita ai renziani. Insomma, Zingaretti può elogiare l'Unione Sovietica e invece Salvini, che parla dell'amorosa, non solo, è un fascista. Intanto il Papa, scrive Filippo Facci, riceve i Rom ma non li ospita a Bergoglio, scrive Facci in prima pagina su Libero. Francesco riceve i Rom però non li ospita, la famiglia bosniaca non sa se rimarrà a Casalbruciato, solidarietà dalla Chiesa Cattolica che poi li lascia là, nei campi. Vittorio Feltri si occupa invece delle troppe porte aperte, il nostro popolo rischia l'estinzione. Per concessione del mensile Arbiter, il quotidiano Libero pubblica l'articolo di Vittorio Feltri ospitato sul numero di maggio
della rivista Arbiter, giusto appunto a proposito dell'evoluzione demografica futura. Troppe porte aperte, gli italiani a rischio di estinzione. La politica dovrebbe affrontare seriamente il problema immigrazione. Nel nostro paese la crisi demografica è un'emergenza e non c'è più ricambio generazionale. Andiamo al Fatto Quotidiano, che mette in prima pagina: Genovese, 11 anni di carcere, dal PD a Forza Italia al carro della Lega in Sicilia. Grandi acquisti, scrive il Fatto Quotidiano. Il RAS di Messina, arrestato nel 2014 e condannato in primo grado. La Dynasty siciliana, il padre Francantonio, il figlio Luigi. Un patrimonio da 20.000 voti. Sono amicissimi del candidato della Lega Angelo Attaguile. I Caronte dell'Isola colpiscono ancora. Ora fanno campagna elettorale per il capitano, scrive il Fatto Quotidiano. Poi c'è il Papa coi Rom contro Salvini e Minniti che dice guai a isolare Virginia Raggi a Casalbruciato. Non è civiltà, dice il Papa. Il leghista sprezzante, ognuno incontra chi vuole. Assediati dalla folla razzista, ricevuti da Bergoglio, la famiglia difesa dalla sindaca di Roma diventa motivo di scontro tra Francesco e il vice premier Salvini, mentre Minniti dice il Campidoglio ha difeso la legalità. Quanto è scomodo il libro intervista al bimbo Matteo ce lo spiega Daniela Ranieri. Come bimbo? Non è mica il duce, il truce, il fascista, il nazista, è un bimbo. Matteo Salvini è un bimbo. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Audace, istintivo, fuori controllo. Fuori posto, fuori moda, fuori tempo, ma rivoluzionari. Radio Padania, radio populista. È tempo per noi di creare una nuova nazione. È tempo di essere padroni del nostro destino. Libera la bestia che c'è in te. Qui Parlamento. Ed eccoci alla nostra rubrica quotidiana all'interno della rassegna stampa. Quest'oggi abbiamo con noi in collegamento telefonico Angela Colmellere, deputata della Lega eletta in Veneto, nel Trevigiano, e segretario della Commissione Cultura della Camera, oltre che componente della Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali, che è un altro bel tema interessante. Intanto buongiorno ad Angela Colmellere, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi e buona giornata. Allora, abbiamo diversi argomenti di cui parlare, però uno su tutti. Allora, mi dica un po' in generale che aria tira, vista dal Parlamento, vista dalla Camera, vista dai lavori parlamentari e dal di dentro dei palazzi, di quelli che una volta si dicevano i palazzi, perché qua pare che l'atmosfera, l'aria tra 5 Stelle e Lega stia volgendo al peggio. Queste sono cose che si sentono sicuramente dire, ma a me interessano le cose che vengono fatte. Anche ieri abbiamo portato a casa un provvedimento che è passato in aula e che prevede appunto anche la diminuzione dei parlamentari, quindi è un altro atto concreto. Quindi io guardo le cose che vengono fatte, che si fanno e che fanno andare avanti il nostro paese, quindi al di là delle battute o delle singole situazioni, diciamo che noi stiamo lavorando e a me interessa continuare a fare questo, perché siamo chiamati a Roma per occuparci di questo. Quindi sicuramente stiamo andando verso le europee, non è un momento facile perché siamo in piena campagna elettorale, ma noi stiamo facendo quello che dobbiamo. Ecco, il provvedimento a cui lei faceva riferimento, la riduzione del numero dei parlamentari, ora passa all'esame del Senato, no? Per il secondo voto, senza spazio per modifiche, mi pare. Questo non lo sappiamo, lo vedremo nelle prossime settimane, quindi noi comunque
quello che dovevamo fare l'abbiamo portato a termine. Adesso cercheremo di capire anche lì cosa succederà. Quali sono i prossimi punti dell'impegno parlamentare? Su cosa si lavorerà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Abbiamo concretezza, poi abbiamo Concretezza vuol dire, Giulia, buongiorno, il provvedimento della pubblica amministrazione, giusto? Sì, abbiamo semplificazioni che dovrebbe appunto arrivare già dalla prossima settimana, quindi abbiamo tutto quello che occupa e ci interessa appunto anche per quanto riguarda la pubblica amministrazione, quindi provvedimenti che lasciano sicuramente il segno e che cercano di puntare su quello che è lo sviluppo, l'incentivo di tutto quello che riguarda lo sviluppo di questo paese, e questo credo che sia la cosa più importante. Quindi al di là di quello, ribadisco, che si dice o che si sente, noi stiamo lavorando per far sì che questo paese possa evolvere. Senta, Di Maio ha applaudito la ragazzina milanese che ha tirato 4 legnate a Salvini alla Camera. Lei che ne pensa? Io c'ero. No, perché l'ipocrita oggi, la ragazzina ipocrita oggi in un'intervista al Giorno dice che lei mica faceva riferimento a Salvini. No, faceva riferimento a me. Guardi, io questa cosa qua preferirei anche non commentarla, perché non è stata una bella... Cioè, mi scusi, però il giornata, Presidente della Repubblica va a congratularsi, no? Sì. Di Maio si congratula e applaude. A me mi viene il vomito. Probabilmente Di Maio non... Sto parlando in maniera fuori dai denti, diciamo così, ovviamente, no? Per chi non l'avesse capito. È stato preso un po' alla sprovvista e forse non poteva fare di meno, quindi questo non lo so. Però che sia stata fuori luogo... No, poi io trovo... Mi scusi, con tutto, diciamo, il fatto che adesso vanno di moda tutte queste stupidaggini, ma io trovo veramente idiota, e mi sentirei un idiota se fossi un parlamentare, a farmi dare una lezione da questa qua. Ma guardi, noi siamo rimasti a bocca aperta. A bocca aperta, io non ho per nulla applaudito questo intervento, volevo andarmene via, perché veramente è stato fuori luogo. Cioè, in quella situazione lì, poi dire, un'opinione uno la può anche esprimere, ma in un'istituzione che poi per ricordare poi le vittime del terrorismo, che è roba seria, cioè, chiariamoci. Allora lei fa il paragone con Salvini, fa il paragone con Salvini nella giornata per la memoria delle vittime del terrorismo. Sì, ripeto, è stata... Io non so se l'avete scritto lei o se gliel'abbiamo... E il Presidente della Repubblica le stringe la mano e l'alleato di governo pure. Ma siamo scemi? Ripeto, è stato un bruttissimo momento e una brutta situazione. Io, ripeto, sono rimasta basita e anche un po' innervosita, insomma, perché questo non si fa, e soprattutto questi ragazzi devono imparare che non è quello il modo di fare e non è il luogo dove si fanno queste cose, perché un'istituzione come la Camera rimane un'istituzione forte e questo non deve essere nemmeno accettato. Quindi veramente io non so se questa ragazzina sul suo stile scritto, se gliel'abbiano fatto leggere e quindi scritto da qualcun altro, comunque è stata una cosa che non si doveva fare. Una gretinata, diciamo così. Sì, è stata veramente, siamo su quell'onda lì, però è triste vedere che questi ragazzi vengano strumentalizzati anche in questo modo, e quindi non si capisce chi agisca dietro di loro, sono loro stessi e poi punto a loro. No, anche perché uno a 18 anni, se è sano, non si presta a fare ste robe qua, secondo me. Vuol dire che è già baccato a quell'età lì. Peccato, ne abbiamo una in meno. Ma anche perché rimaniamo sul contesto, c'era il terrorismo, che è un argomento che veramente è trasversale, che mette insieme tutti, ragioniamo su quello, discutiamo su quello, cerchiamo di capire perché questo concorso era stato fatto in quest'ottica, ma non parliamo di altro che non c'entra nulla e che alimenta una polemica inutile, sterile e veramente poco elegante. Senta, c'è un'altra questione che mi ha lasciato molto perplesso leggendo i giornali di oggi, perché questa rubrica si nutre dell'attualità parlamentare ma anche delle notizie, della rassegna stampa. Allora,
Ho letto le argomentazioni in parte, non ho sentito tutto l'intervento, con le quali la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, è andata in commissione sul federalismo fiscale a dire che in sostanza ci sono grosse perplessità sul percorso dell'autonomia delle regioni per un motivo semplice, perché non ci sono i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, cioè in pratica i soldi, i costi, no? Quindi i costi e fabbisogni standard. Però mi scusi, qui mi aiuti anche lei, Colmellere. Allora, se il percorso e le intese fra le regioni e lo Stato prevedono che questi famosi costi e fabbisogni vengano definiti a partire dall'inizio delle autonomie e entro i 5 anni successivi, vuol dire che sono un obiettivo da raggiungere in 5 anni. Se io dico non possiamo partire perché non ci sono i livelli di prestazione, quindi i costi e i fabbisogni, vuol dire che sto dicendo non possiamo partire, punto e basta, perché se quello là è l'obiettivo da raggiungere entro 5 anni e tu mi dici che non partiamo perché non hai raggiunto l'obiettivo, è il gatto che si morde la coda, vuol dire semplicemente che tu non vuoi fare nulla. Questo lo dice una ministra, però, o sbaglio? Sì, sono perfettamente d'accordo, perché appunto questo percorso è un percorso in fase di evoluzione, quindi da lì si deve partire appunto per lavorare per raggiungere gli obiettivi. È triste che venga in questo momento detto da un ministro, perché con tutto quello che è stato fatto, con il lavoro che il ministro Stefani comunque ha portato avanti per definire appunto con i presidenti delle regioni questo percorso, sentirsi un po' non criticati, però qualcuno che puntualizzi su questo discorso è veramente triste. È triste e speriamo veramente che sia un'uscita soltanto giornaliera. Ecco, Colmellere, altro fatto, no? Allora, l'autonomia è un altro problema. 36 persone, la Marina Militare al largo delle coste libiche, peraltro di loro competenza, quando erano già state salvate altre, e potevano farlo anche per queste qui, la Marina Militare le prende e dice le prendiamo noi. E giustamente il ministro Salvini dice se io chiudo i porti, un altro ministro non li può riaprire. È una questione logica. Poi uno può essere d'accordo sui porti chiusi o no, però se io li chiudo come governo non è che un altro ministro poi li va a prendere, no? E li riapre. Allora, metti insieme tutti questi fatti, qui di mezzo c'è la ministra della difesa Trenta e uno dice, ma allora si sta cercando il caso, e allora è solo propaganda elettorale in vista del voto alle europee, che sarebbe di un cinismo che non so quanto paghi poi alla fine, oppure invece c'è qualche tentativo di mettere la Lega nelle condizioni di dire andate a quel paese e aprire una crisi che magari qualcuno vuole, qualche manina più o meno forte vuole? Non lo so, non so dare indicazioni su quello che è lo scenario che comunque sta dietro queste azioni. Io mi fermo. In tutto questo arriva poi la magistratura anche a fare il suo, no? In questi giorni. Sì, diciamo che comunque non è un periodo per noi facile, è un periodo dove veramente ci sono tante cose da fare, le abbiamo elencate anche prima e quindi noi dobbiamo seguire quelle, più ci sono tutte queste questioni che fanno perdere tempo, che creano dei problemi inutili e che potrebbero essere evitati, questo io dico, quindi il nostro ministro, il nostro vice premier comunque ha veramente tanto da fare. Io lo ammiro tantissimo perché in questo momento bisogna avere i nervi saldi, una pazienza infinita, cosa che lui comunque ha, perché e di conseguenza noi abbiamo, perché per noi è importante fare le cose, ma con tutta una serie di difficoltà che ci sono e che speriamo veramente vengano a meno dopo il 27 di maggio. Bene, allora io ringrazio Angela Colmellere che è stata con noi per questo spazio quotidiano. Buon lavoro, buona fine di settimana anche con me. Grazie. Adesso siamo a Milano questo fine settimana perché abbiamo la giornata degli alpini, quindi siamo a festeggiare con voi questo appuntamento che ormai è un appuntamento annuale, quindi non possiamo mancare. Allora magari ci incrociamo lì in corso in piazza, come si chiama? Il posto centrale, il Parco Sempione, uno dei punti centrali. Poi però c'è la sfilata poi di domenica, tutta la giornata. È stata anche fatta la proposta per riconoscere una giornata della memoria dell'alpino che dovrebbe essere il 26 di gennaio, quindi per ricordare questo sacrificio di tante persone che hanno lasciato la vita. Quindi 26 gennaio stiamo portando a termine il provvedimento e quindi
dovrebbe diventare legge. E da oggi a domenica Milano è capitale degli alpini. Da oggi domenica sì, e noi nel territorio a fare anche, ad aiutare tutte le nostre amministrazioni ad andare al voto, quindi a far sì che sia soddisfacente per tutti. Bene, grazie ad Angela Colmellere. Buona giornata a voi tutti e alla prossima. Buona giornata a lei. Qui Parlamento. E noi torniamo ai nostri amatissimi quotidiani lasciando No, c'era il bambino Matteo, ma è un fascista, è un nazista, è un bambino. Quanto è scomodo il libro intervista al bimbo Matteo, scrive Daniela Ranieri sul Fatto Quotidiano. Ieri ci siamo detti, ma non è che tra tutte queste polemiche su fascismo, antifascismo, censure messe all'indice ci stiamo perdendo Céline, Evola e Mishima del terzo millennio? Non è che per pura spocchia di sinistra, per dar retta a Chiamparino e Appendino, col salone di Torino decasapoundizzato, ci facciamo scappare capolavori dell'aspirante egemonia di destra sfornati dall'editore Altaforte, primo fra tutti Io sono Matteo Salvini, praticamente il che fare del sovranismo a venire? Così ce lo siamo procurato il libro, invero senza troppe difficoltà. Il libro intervista della giornalista Chiara Giannini con prefazione di Belpietro è primo nelle prevendite di Amazon. Ottimo, l'editore Altaforte ci ha visto lungo, mica tanto, perché gli hanno fatto un favore enorme e tutti i compagnucci della parrocchietta che hanno fatto in modo che chi non conosceva il libro lo conoscesse. A riprova che per essere a tutti gli effetti un opus maximum, osteggiato e controverso, avrebbe fatto meglio a uscire in uno stato non democratico. Aprendo la copertina con foto del decuius mascelluto ovaloide con barba sagomata rifinitissima tipo buttafuori di disco pub di Gabicce, conseguita presumibilmente con rasoio elettrico di precisione, trabocca il sapere per volontà di potenza. Le prime righe sono da entrata d'ufficio nelle migliori annate irrazionalistiche di Adelphi. C'è scritto: il suo è il cognome più cliccato su Google in Italia, è l'uomo più desiderato dalle donne dello stivale, anche di nascosto da quelle di sinistra, malgrado non abbia propriamente la faccia del Latin lover, scrive Chiara Giannini nell'immortale opera Matteo Salvini. Io sono Matteo Salvini, dell'editore Altaforte. Originale, commenta Daniela Ranieri, questa lettura dell'uomo di destra non bello che emana testosterone e fa scattare la libido nelle femministe. Vedi Mimmo Franzinelli, Il Duce e le donne, edito da Mondadori. Che sia un caso da studiare o un condottiero dei tempi moderni da cui prendere spunto? Si domanda ancora Chiara Giannini nel libro. Ah, saperlo, scrive Daniela Ranieri oggi sul Fatto Quotidiano. Per ora sappiamo solo che è maledettamente sexy Matteo Salvini e che riceve la giornalista nelle stanze abitate dal suo carisma. Scrive Chiara Giannini: passando la porta lo scorgo subito. Salvini ha questa dote, commenta Daniela Ranieri, di palesarsi come apparendo dal nulla, facendosi precedere da un leggero effluvio di rose. Il ministro è lì, scrive Chiara Giannini, seduto alla sua scrivania, che firma documenti e ogni tanto alza gli occhi allungando lo sguardo verso la TV, posta sulla sua destra, che è sempre accesa, come la luce della lampada quando c'era lui, la buonanima. È il momento del caffè. Dolce, mi dice sorridendo, perché la vita del ministro è già abbastanza amara. Lo beve in 3 sorsi. Non fatevi sviare dall'inizio da 50 sfumature di rosso, scrive Ranieri. Oltre a fare le cose tipiche dei maschi come lui, sorride sornione, sorride e basta, ti mette a suo agio, solo per come si siede sulla sedia, si concede all'intervista del secolo che per le nostre fisime per poco non veniva censurata. Prima domanda: vorrei mi raccontassi la tua giornata tipo. Seconda: ma riesci a ritagliarti spazio per figli e famiglia? Terza: ma non sei stanco, Matteo? Mi è voglia di portargli le pantofole, ma lui tetragono, non ho tempo per essere stanco. C'è anche spazio per quella passioncella da film di Tognazzi del ministro Entravesti. Mi volto e vedo la sua giacca della polizia appesa all'attaccapanni, scrive Giannini. Ti piace proprio, gli dico. Salvini ride di nuovo, mentre noto la TV accesa sul canale tematico della pesca. Qui non si parla di politica, qui si lavora, era scritto nelle case del fascio. Tra i scherzi e motteggi si è fatta l'ora dell'intervista, che sarà dura. Anglosassone. Ministro, che bambino era? Domanda Chiara Giannini. Domande forti per uomini forti, risposta: giocavo solo con le ruspe, scherzo ovviamente, e via così per 100 ficcantissime domande, in un rimpallo infinito di celie. Che avrebbe voluto fare da grande? Ovviamente il calciatore. Raggiunta questa età, può dire di aver realizzato i suoi sogni? E ancora, mi racconti di un ricordo a lei caro, un aneddoto inedito legato alla sua vita prima di entrare in politica. Risposta di Salvini spiazzante: quando mi hanno rubato il pupazzetto di Zorro.
Che pensa dell'amicizia e dell'amore? Ricorda la sua prima fidanzatina. Insomma, conclude Daniela Ranieri, il Salvini che emerge dal libro è esattamente quello che sembra sui social e in TV. Un uomo banale, non ignorante, ma neanche particolarmente colto, di gusti non imprevedibili. Libro preferito, Un uomo di Oriana Fallaci. Certo non stupido, ma senza guizzi di intelligenza. Bisogna arrivare all'ultima domanda per respirare un po' di vera politica. L'ultima riguarda ciò che tutti vorrebbero sapere. Ma lei dorme mai? Come fa a reggere i ritmi così serrati del suo lavoro? L'ultima domanda. Per fortuna, conclude Ranieri, il ministro risponde, se non altro, è scongiurata la crisi di governo, sì, dormo, con 2 cuscini per di più, perché uno lo devo abbracciare, lo faccio da sempre, chissà perché. Post scriptum, abbiamo fatto questo duro lavoro per fare luce alle genti, ma anche per fare un favore ai nostri amici, Pierluigi Battista e Antonio Polito, angosciati che la censura staliniana potesse oscurare l'adamantina durezza di tale e tanto pensiero controcorrente. Però decidetevi, amici recensori tipo Daniela Ranieri in questo articolo, o è il bruto, il truce, il fascio, o è un bambino. Il bimbo Matteo, come titola il Fatto Quotidiano in prima pagina, per cui tu devi censurare e mandare via dal Salone del Libro un editore che pubblica un libro nel quale parla un bambino, il ministro dell'Interno, il duce, il fascio, il nazi, bambino. No? È interessante tutto ciò, ma non ho capito se c'era la pausa. Non c'è pausa, siamo alle 9:19. Possiamo procedere spediti e allegri, peraltro cambiando anche la nostra immagine, scusate. Clic alla prima pagina di Italia Oggi, dove c'è una notarella molto interessante, perché secondo me poi uno fa tanti discorsi, proclami, faremo questo, 7 potenze industriali, il mondo, eccetera, e poi la sciatteria vince anche nei dettagli, nei piccoli episodi. Questo qui è un raccontino che ci fa il direttore di Italia Oggi, titolare della rubrica Diritto e Rovescio, il corsivo di prima pagina. Nel 2006, ai tempi del flirt economico-politico tra Silvio Berlusconi e Gheddafi, venne istituito il Dipartimento di Italianistica presso l'Università di Bengasi in Libia nel quadro del Trattato di Amicizia Italo-Libico. Questa struttura, il Dipartimento di Bengasi, si riempì immediatamente di studenti libici, ovviamente desiderosi di imparare l'italiano, la lingua usata dai loro nonni e bisnonni, ma che nel frattempo anche forzatamente era stata sostituita dall'arabo e dall'inglese. Il Dipartimento di Italianistica fu associato, questo fu l'errore, all'Università di Palermo, che però mandò a Bengasi, dicono gli studenti, libri in dialetto siciliano o sulla storia del movimento separatista della Sicilia dal resto della penisola. Libri come La sicilianità nel sangue, oppure la biografia di Salvatore Turiddu o l'esaltazione del banditismo contro il governo di Roma. Insomma, fondi di magazzino. Intanto il Dipartimento libico non dispone di una grammatica italiana o di un vocabolario arabo-italiano. C'è da vergognarsi. Il guaio è che chi dovrebbe vergognarsi non si vergogna. Le cose fatte, insomma, quando si dice nel senso peggiore, all'italiana. L'italiano è un gran popolo furbo, intelligente, a volte anche geniale, ma poi le cose all'italiana, quando si dice all'italiana, un senso ce l'ha quell'espressione lì. Intanto, per quanto riguarda sempre i libri, soltanto i magistrati, scrive Carlo Valentini, possono bloccare i libri. L'antifascismo è una cosa seria. Non si può sottovalutare un regime che negò libertà e diritti, assassinò oppositori, portò guerra e distruzione, leggi razziali. Di fronte ad alcune manifestazioni anche negli stadi c'è da chiedersi se non ci sia bisogno di richiamare la scuola, la cultura, la TV pubblica, la politica a chiarire a chi non l'ha vissuto cosa ha rappresentato quel periodo infausto. Gli anticorpi contro il ripetersi dei regimi autoritari si costruiscono con la conoscenza e la cultura o intervenendo contro la violenza, anche verbale, come arma di lotta politica. Il nostro paese ha già sperimentato la violenza della destra estrema e quella dell'estrema sinistra. Non si merita di ripiombare in anni bui. Perciò bisogna chiedere chiarezza storica su quanto di nefasto ha rappresentato il fascismo e colpire da subito i violenti. In questo modo si possono poi derubricare talune nostalgie che altrimenti risultano amplificate. Ci sarà sempre qualcuno che rimpiangerà tempi andati, come in Russia c'è chi si sente orfano di Stalin. Se siamo nel fisiologico, niente di male. Viene da chiedersi se la polemica per la presenza della casa editrice Altaforte al Salone del Libro sia sensata. Un editore sconosciuto con scarsissime vendite ha ottenuto intere pagine sui giornali e non nasconde la sua soddisfazione. Che il fondatore dell'editrice, Polacchi, possa turbare con le sue dichiarazioni l'intelligenza di tanti è fuor di dubbio. È
È disdicevole anche che un vicepresidente del Consiglio affidi a lui la pubblicazione di un libro intervista, ma fatta chiarezza su questo è giusto chiedersi se è opportuno impedire la presenza in un salone del libro di un editore i cui libri possono essere riprovevoli, ma non insegnano a stuprare o a costruire bombe. Tutte le idee, tutti i libri, se non infrangono la legge, ma in questo caso è il magistrato a intervenire, devono poter circolare liberamente. Sta alla superiore capacità culturale della democrazia sconfiggere chi propone alternative vessatorie e intende ritornare a prima della rivoluzione francese. Sempre dalla Italia Oggi, poi vi segnalo il pezzo di Domenico Cacopardo a pagina 5. Non c'è spazio per leggi di spesa tipo flat tax e salario minimo imposto da Di Maio, anche se venissero approvate sarebbero bloccate dall'Unione Europea. E questo, comunque la si voglia aggirare, è un punto importante, cioè che libertà di manovra hai tu all'interno di questa Unione Europea? Punto di domanda bello grosso. Intanto la fiducia nell'Unione Europea sta salendo, dice Rado Fonda, direttore dell'Istituto di Ricerca SVG. La fiducia nell'Unione Europea sta salendo, il 40% ha fiducia nell'Unione, era calata di molto negli anni della crisi. L'euro viene visto oggi come fattore di stabilità. C'è chi chiede più integrazione dei paesi europei, come gli elettori di centro-sinistra e centrodestra moderati, l'altra verso un'unione con maggiore autonomia degli stati, ma in una cornice comune è la destra e i non collocati dei 5 Stelle che lo chiedono. L'immigrazione rimane certamente un tema fondamentale, ma ha perso un po' di rilevanza. Negli anni passati era stata una priorità e ciò ha contribuito alla crescita della Lega. E ancora da Italia Oggi, da segnalare l'articolo a pagina 10 di Roberto Penna, vive la subcultura di sinistra anche se le ideologie del Novecento incardinate sul PC hanno cessato di esistere. La subcultura di sinistra sopravvive nei media, nelle università, nelle procure. La professoressa Anna Bono invece si occupa di Gianni Baget Bozzo, un uomo che vedeva lontano. Il celebre prete e politico genovese è scomparso 10 anni fa, fece battaglie anticipatrici, l'ideologia immigrazionista come sintesi cattocomunista. Aveva percepito Baget Bozzo già 15 anni fa la minaccia dell'immigrazione alluvionale, prevedendo che si concentrasse sull'Italia per le debolezze dello Stato causate dall'influenza della cultura cattolica e di sinistra, che sembra intendere come dovere quello di accogliere immigrati unicamente perché immigrati. Sembra, scriveva Baget Bozzo nel 2004, che l'Italia debba diventare, con Pantelleria e Lampedusa, una casa d'accoglienza per chi sfugge alla propria terra attratto dal miraggio dell'Occidente. E infine, sempre da Italia Oggi, da Berlino, Roberto Giardina sul velo islamico che fa litigare i tedeschi. Un acceso dibattito sul tema all'Università di Francoforte. Il velo è sempre più diffuso. È una scelta o un'imposizione? I tedeschi in lite. Con questo lasciamo anche Italia Oggi e andiamo a segnalare un articolone di Matteo Mazzuzzi a pagina 1 dell'inserto del Foglio di oggi. La Chiesa sta per rompersi. Dopo il sinodo di ottobre niente sarà più come prima, avvertono i vescovi tedeschi. Tra fedeli in fuga e crollo delle entrate fiscali, lanciato un ultimatum a Roma per cambiare tutto. Il vescovo di Essen, Monsignor Overbeck, dice si discuta della struttura gerarchica della Chiesa, della morale sessuale e del sacerdozio. A marzo il cardinale Reinhard Marx ha annunciato l'apertura di un percorso vincolante per la Chiesa in Germania. La metafisica sostituita con un'etica del discorso alla Habermas. Le prediche che diventano esercizi di paleomodernismo. Il crollo dei fedeli, l'imbarazzo per la tassa imposta ai battezzati, la deriva sociologica e relativista denunciata anche da tanti preti. Insomma, la Chiesa Cattolica attraversa un periodo molto difficile. Andiamo a Repubblica in prima pagina mette sorpresa, Salvini perde voti, la Lega cala di 2 punti, scende ancora ai 5 Stelle il sondaggio tallonato dal PD, ma solo un elettore su 3 ha deciso come votare alle europee. Libro nero dei leghisti sui veti posti dagli alleati al governo e scontro sulla cannabis leggera. Per quanto riguarda la Lega, le stime elettorali di Repubblica, fonte Demos e PI, maggio 2019, danno oggi la Lega al 32,2 rispetto al 34,4 del marzo scorso. Il Movimento 5 Stelle al 22,6 rispetto al 23,2, PD al 20 rispetto al 19. Sono sempre gli stessi numeri che girano. Intanto vi segnalo anche da Repubblica l'inserto il venerdì, che ha una copertina decisamente attraente in tema di inizio del Giro d'Italia.
Coppi mai visto, Fausto Coppi mai visto, un 20enne Fausto Coppi a colori nel Giro d'Italia che lo rivelò al mondo a un secolo dalla nascita. Le immagini inedite scovate su una bancarella rilanciano il mito del campionissimo e c'è un bel servizio di Antonio Di Pollina con le foto delle teche Rai e quelle appunto del 1940. Fausto Coppi aveva 20 anni, era uno sconosciuto gregario di Bartali, poi vinse il Giro d'Italia. Di quell'impresa che segnò la nascita del mito riemergono immagini inedite anche a colori comprate per 20 euro in un mercatino e la Rai si prepara a mandarle in onda per celebrare il centenario del campione più amato, a cui è dedicata la corsa al Giro d'Italia che parte domani. C'è poi un bel pezzo di Rosalba Castelletti dietro le quinte di Mister Ucraina sul nuovo presidente Volodymyr Zelensky dell'Ucraina, ambizioso fin da piccolo, vicino al popolo, lontano dal sistema, l'ex comico da poco eletto presidente raccontato dai suoi amici di sempre. E ancora sul venerdì di Repubblica, incomparabilmente più interessante del 7 anche se non è più diretto da Severnini, un altro pezzo di Floriana Bulfon e di Chiara Spagnolo da Borgo Mezzanone, Foggia. Oro rosso, schiavi neri, criminali bianchi. La raccolta del pomodoro, in particolare in stazione, si comprano contratti d'affitto e di lavoro per fingersi regolari. Dopo le ruspe il campo rinasce perché è lì che i caporali trovano la manodopera. E ancora dal venerdì un'ultima segnalazione, un altro entusiasta che oggi si pente di che cosa? Del mondo magico di Google, Facebook, Apple, insomma Silicon Valley. Ve li do io i veri poteri forti, dice Franklin Foer nel libro I nuovi poteri forti, come Google, Apple, Facebook e Amazon pensano per noi. È il libro che il 18 maggio riceverà il premio Terzani al Festival Vicino Lontano 2019 di Udine. Questo libro è edito da Longanesi, 22 euro, 296 pagine. Franklin Foer ci spiega come e perché Big Tech ci sta rubando i pensieri. Avete presente quando vi pare di sentire squillare il cellulare? Vogliono automatizzare ogni scelta, sarà la fine del libero arbitrio. È un'utopia pensare che indebolire il copyright farà esplodere la creatività, dice ancora Foer. Interessante. Mentre andiamo anche alla prima pagina della Stampa di Torino, prima di fermarci, e poi dopo riprendiamo sulla notizia, e poi alle 10 abbiamo con noi anche il caporedattore del Corriere Fiorentino. Continuiamo a cercare di fare un giro attraverso le testate che citiamo in rassegna stampa e chi si occupa delle cronache dal territorio. Tra l'altro a Firenze si vota pure lì per le amministrative. In prima pagina sulla Stampa invece c'è l'occhialuto figlio di Carla Bruni, Aurélien Anthoven, 17enne all'ultimo anno di liceo. Ha aderito al partito sovranista ed euroscettico francese. Il figlio di Carla Bruni dice lotto per una Francia fuori dall'Unione Europea. La svolta del figlio di Carla Bruni: sono sovranista, usciamo dall'Unione Europea. Nato dalla relazione con un filosofo francese, il 17enne. La mia famiglia è progressista, ma rispettano tutti la mia scelta, dice il ragazzo. Sono sempre stato di sinistra, ma in quella attuale non mi riconosco più. Sostengo la Repubblica che esalta la coesione nazionale. Nel 2019 capita anche questo. Aurélien Anthoven, la madre è Carla Bruni, il padre è Raphaël Anthoven, filosofo francese alla Page, 17enne, all'ultimo anno di liceo, ha aderito all'UPR, Unione Popolare Repubblicana, piccolo partito francese molto sovranista capeggiato da François Asselineau. Personaggio amato da tanti gilet gialli, ma imbarazzante per molti ambienti della capitale. Così per il momento ci fermiamo e poi torniamo tra pochissimo appunto con Sulla Notizia. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda.
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Non mollate, non mollate! Siamo inondati da prodotti cinesi, da olio tunisino, da vino adulterato da chissà quale ditta europea. Torniamo ad amare la nostra terra. Compriamo prodotti promossi da Alberto Acerbis. Ciao! Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Oggi parliamo della nostra linea cosmetica, la nostra linea cosmetica Le Cattier, nella quale trovate, oltre che tutta una linea cosmetica al latte d'asina, all'olio di oliva Acerbis, crema, tutte creme certificate biologiche, ed è molto importante, spero che qualcuno lo capisca. Trovate la nostra crema, il nostro top, la nostra crema alla bava di lumaca biologica e eudermica certificata Rimas, un qualcosa di straordinario. Perché vi parlo della crema Rimas adesso? Perché è una produzione limitata, essendo poi biologica, e perché con l'arrivo dell'estate la crema Rimas è straordinaria per proteggere la pelle dopo un giorno di sole. Voi prendete il vostro sole, siete in montagna, in bicicletta, nel giardino, a pescare, al mare, e dopo un giorno di esposizione, per evitare psoriasi, dermatiti, macchie, insomma, è una crema straordinaria. È una crema importante perché contiene l'80% di estratto di mucopolisaccaride, quindi mattoni della nostra pelle. Veramente una crema importante per combattere i segni del tempo, le rughe, la psoriasi, gli arrossamenti, la cuperose. Allora, 35 euro, state attenti, una crema biologica alla bava di lumaca, 35 euro. Il trasporto non lo pagate a casa vostra. Quindi chiamate adesso, perché quest'estate chi ce l'avrà avrà con sé un qualcosa di straordinario. 030 68 44 08. Adesso state attenti, perché qua è una cosa pazzesca che ho studiato per voi. Con l'aggiunta di 5 euro riceverete una crema per il corpo al latte d'asina e all'olio di oliva stratosferica biologica 200 ml, e non è uno scherzo. Questo le prime 30 telefonate, quindi chiamate 030 68 44 08 per ricevere la crema famosissima ormai Rimas alla bava di lumaca, eudermica e biologica, e prime 30 telefonate con 5 euro una crema corpo 200 ml al latte d'asina e all'olio di oliva. Io, se capite questa promozione, penso che si farà una cosa bellissima anche stamattina. Chiamate adesso, dite ascolto Radio Padania. Ciao a tutti, buon weekend, e un augurio speciale di cuore a tutte le mamme in ascolto. Grazie a tutti voi, arrivederci alla prossima, ciao.